Allora, consiglieri, buonasera. Buonasera anche al pubblico che ci segue. Consiglio Comunale del 2 agosto. Prima di tutto facciamo l'appello, quindi la parola al segretario. Buonasera. Botteon Adriano. Carnelos Graziano. Costa Giulia. Dareggian Antonio. Darcier Caterina. De Bastiani Alessandro. Non l'ho ancora visto. De Valier Fabio. Dus Marco. Fasan Bruno. Fiorin Fiorenza. Maset Giuseppe. Posocco Gianluca. Sant'Antonio Paolo. Saracino Matteo, sente giustificato. Sonego Elisa. Tocchet Silvano. Presente. Tonon Roberto. Quindi 2 assenti. 2 assenti, 15 presenti. E giustificati. Sì, no, De Bastiani mi ha mandato una mail. Sì, mi ha mandato una mail, oggi con tutte le cose. Allora dillo che Sì, allora ci sono 15 consiglieri presenti, 2 assenti giustificati che mi hanno avvisato via mail della loro assenza. È la prima volta che facciamo Consiglio Comunale il 2 agosto, volevo ricordare che è il 37° anniversario della strage di Bologna. È una data purtroppo per certi versi infausta. Gli scrutatori Darcier, Dus e Posocco che accettano. Allora, brevemente sulle comunicazioni do la parola al sindaco Roberto Tonon. Grazie, buonasera a tutti. Comunico che la Giunta Comunale con delibera numero 150 del 25 luglio scorso, pubblicata il 1 agosto, ha deciso di conseguire la disponibilità di Piazza Meschio al fine di destinarla alla fruibilità pubblica, di dare corso all'escussione della polizza fideiussoria stipulata da Zurich Insurance PLC con Edilvia SPA a favore del Comune di Vittorio Veneto, finalizzata a garantire gli obblighi di cui alla Convenzione attuativa del PIRUEA di Piazza Meschio. La Giunta si è anche riservata la promozione di ogni opportuna azione in giudizio volta all'addebito alle controparti di ogni danno subito dal Comune per le inadempienze reiterate delle parti private. Ha quindi dato mandato ai dirigenti dei competenti servizi di adottare i necessari provvedimenti. In data odierna il dirigente tecnico ha notificato ad Edilvi la richiesta di rilascio consensuale dell'area delimitata a cantiere in Piazza Meschio, comunicando contestualmente l'avvio del procedimento per il rilascio coattivo. Ha quindi invitato la ditta ad un sopralluogo per la riconsegna dell'area. Va da sé quindi che se la ditta non si presenterà o rappresenterà riserve, si procederà in via coattiva assumendo gli opportuni provvedimenti. Grazie. Grazie. Ci sono altre comunicazioni? Assessore Napoli, prego. Solo brevemente per ricordare che attualmente in Vittorio Veneto abbiamo 2 mostre d'arte aperte, una a Villa Croce sull'Ottocento veneto e veneziano e l'altra che si è aperta sabato scorso a Palazzo Todesco, un'antologica su Luigi Cillo, un artista del nostro territorio, nato a Cappella Maggiore, però ha lavorato sempre nel nostro territorio ed è un'antologica che copre 70 anni della sua attività pittorica, dagli esordi, giovanissimo, ventenne, fino al 2011, pochi mesi prima della sua scomparsa. Sono 2 mostre diverse per contenuto, ma di grande livello e di grande qualità, per cui vi invito ad andare a visitarle. Grazie. Grazie Assessore. Ci è pervenuta una domanda di attualità a firma del consigliere Fasan
a cui do parola. ai quali do la parola per Ringrazio Presidente. illustrare. Egregio Sindaco, sono uscite nelle pagine dei quotidiani locali di domenica 30 luglio alcuni dati in merito all'inquinamento da cromo esavalente del fiume Meschio provocato dai pozzi inquinanti e mai bonificati dell'area ex Carnielli. I dati riportati da Lega Ambiente, che credo non sia l'organo ufficiale di informazione dell'amministrazione comunale per quanto riguarda i problemi di carattere ambientale, rivelano esiste attualmente una situazione drammatica per la salubrità delle acque del nostro fiume e potenzialmente anche per le falde che in futuro alimenteranno i nostri acquedotti. Le analisi sono state fatte fare e profumatamente pagate dall'assessorato all'ambiente dopo un periodo di assoluta inerzia durato 3 anni. Colpevole mancanza che dimostra come questa amministrazione non abbia voluto o non sia stato in grado di tenere un'attenzione pari a quella di quando la stessa sedeva fra i banchi della minoranza. Ogni 3 mesi c'era una richiesta di questo tipo, dove con solerzia si impegnava nel sollecitare le amministrazioni Scotà e Darè ad intervenire nei controlli. Per questo, giustamente, propose di istituire una commissione consiliare che monitorasse costantemente l'inquinamento delle acque dato dal sito industriale dismesso ex Carnielli. Le recenti analisi evidenziano come l'inquinamento sia aumentato e di molto, passando da 32 microgrammi per litro del 2013 agli 82 e 89, quindi triplicato, quando il limite massimo indicato per legge è di 5 microgrammi per litro. Sono numeri che indicano un inquinamento quasi 20 volte quello consentito e credo che tutti i vittoriesi si chiedono quali ripercussioni possa avere sulla loro salute, così come tutti gli abitanti dei comuni limitrofi da Colle a Cordignano. Ricordo infatti che le ultime analisi fatte dalla precedente amministrazione dimostravano che il grado di inquinamento delle acque del Meschio, dovuto da 50 anni di lavamento, era ben superiore a Cordignano che a Vittorio Veneto, creando l'aspettativa che il cromo fosse la fine del suo inquinamento. Dilavandosi avrebbe prima o dopo dovuto finire. Non dovranno mancare di essere coinvolti anche i privati che hanno inquinato e tuttora inquinano mettendo dei paletti peraltro previsti per legge nella vendita del sito da bonificare. Chiedo che l'amministrazione informi il Consiglio su quali iniziative è attualmente in itinere per risolvere i problemi dati l'inquinamento da cromo e quali siano state negli ultimi 3 anni le proposte e progetti realizzati atti a garantire la salute dei cittadini. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Costa, prego. Sì, grazie. Questa più che buonasera, questa più che domande di attualità mi sembra quasi quasi un'interpellanza, ma comunque io sfido tutti i presenti e tutti quelli che ci ascoltano da casa, li sfido a ritenere, a valutare se questa è una domanda di attualità, perché questo è il problema del cromo, dell'ex Carnielli, è un problema che va avanti per tanti anni, però io la ringrazio ugualmente e sinceramente perché mi dà l'opportunità di poter dare dei chiarimenti sia a lei che ai cittadini vittoriesi. Lei fa riferimento a un articolo apparso sulla stampa locale recentemente. Nell'articolo Lega Ambiente affronta una serie di complesse problematiche connesse con la presenza dell'opificio abbandonato e fatiscente in centro città, dalla presenza del cromo in falda alla mancata bonifica dei terreni, dalla richiesta giacente in regione per la riattivazione della centralina alla presenza di coperture in Eternit. Quindi i problemi toccati sono tantissimi, tutti i problemi veri conseguenti all'attività produttiva storicamente insediata nell'area che ha segnato la storia della nostra città, alla mancata trasformazione a cura della successiva proprietà, alla procedura fallimentare in atto che, nonostante il tempo trascorso e le aste esperite, non ha trovato ancora alcun riscontro. La storia dell'ex Carnielli è una delle tante storie di edifici industriali dismessi e non trasformati che segna la storia urbanistica delle città italiane. È certamente una situazione difficile e complessa,
La particolare congiuntura poi non agevola una soluzione immediata, ma non è il caso di gridare a situazioni drammatiche. Dato che l'area in questione ora, attualmente, è inserita nella procedura fallimentare, il Comune non ne dispone e qualsiasi iniziativa che voglia intraprendere deve coordinarla con il curatore fallimentare e ancor meglio deve rapportarsi poi a chi sta sopra il curatore fallimentare, che è un giudice fallimentare. Non corrisponde quindi al vero che l'assessorato all'ambiente abbia fatto fare e profumatamente pagate le analisi. Il Comune congiuntamente al curatore fallimentare, con il visto del giudice fallimentare, ha incaricato un tecnico e, condividendo l'impegno di spesa che è stato ritenuto congruo non solo da noi ma anche dal giudice fallimentare, quindi non siamo solo noi ma siamo in due, ha fatto effettuare le analisi. Leggendo la relazione presentata è possibile riscontrare quali opere propedeutiche si rendano necessarie per effettuare i prelievi finalizzati all'analisi delle acque. Quindi sia chiaro che l'attuale situazione dell'area ex Carnielli è del tutto diversa da quella che lei cita nella domanda, riferendosi a 10-12 anni fa, quando c'era una ditta proprietaria che avviava ipotesi di trasformazioni edilizie al Comune. Proposte sempre approvate dal Comune, nonostante le problematiche già allora esistenti, di cui siamo tutti a conoscenza. Il Comune poi, tengo a precisare, non si esprime certo attraverso Lega Ambiente, è un'associazione per la quale noi abbiamo la massima stima, stimiamo i loro componenti, prioritariamente per il loro impegno a tutela dell'ambiente, però non sono il nostro portavoce. È uno giusto stimolo per tutte le pubbliche amministrazioni. Appena ottenuti i risultati delle analisi è stata convocata la commissione consiliare istituita allo scopo. Si erano fatti vivi anche i rappresentanti del Consiglio di quartiere, però ho ritenuto di non ammetterli alla commissione consiliare perché ritenevo rispettoso delle prerogative dei consiglieri affinché questi fossero informati per primi rispetto al Consiglio di quartiere. Ovviamente i componenti, i rappresentanti del Consiglio di quartiere li ho ascoltati, li ho ricevuti 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, subito dopo. E questi hanno chiesto anche, e lo faremo, un incontro pubblico con la popolazione. Quindi la massima informazione è stata fatta e sarà completata a breve. I dati emersi dalle analisi sono quelli che indica, ma si dimentica di dire che i valori del cromo esavalente non sono mai stati costanti, hanno sempre subito nel corso degli anni oscillazioni, superando talvolta 100 microgrammi per litro. Certo che la situazione va monitorata e per questo è stata concordata l'effettuazione di un ulteriore prelievo nei prossimi mesi, anche indagando in altri siti a valle della ex Carnielli. Pensiamo alla caserma Gotti. Non siamo però in una situazione di allarme e di pericolo. Saranno assunte tutte le misure necessarie per garantire il monitoraggio pensando al cromo esavalente e a tutte le problematiche connesse all'area. Ho finito. Grazie Assessore Costa. Fasan, a lei la parola per esprimere la sua La soddisfazione ringrazio della o meno. risposta, che per me non è una risposta perché avevo fatto altre domande. Certo che lei si riferisce a un fatto di 12-13 anni fa, ma lei, Assessore Costa, faceva queste domande 4-5 anni fa, quando era seduto fra i banchi della minoranza e costantemente sollecitava l'amministrazione a fare quello che avreste dovuto fare anche voi in questi ultimi 3 anni. E certo mi sarei aspettato che oggi, fra le comunicazioni del sindaco, rendesse partecipe i cittadini vittoriesi di quello quanto è emerso. Ma ricordo anche
che il sindaco deve procedere con urgenza con i doverosi adempimenti di legge di competenza dell'amministrazione ai sensi del testo unico dell'ambiente, decreto legislativo numero 152 2006. Questo è quanto deve fare l'amministrazione. Pertanto la mia domanda, che non è una domanda di attualità, ma come le ripeto è uscita sui giornali domenica dopo che era stato presentato l'ordine del giorno, e ho dovuto fare una domanda di attualità, altrimenti avrei fatto un'interrogazione, chiaramente. Lei è bravo a girare la frittata. Io scommetto che se non facevo la domanda lei non ci sarebbe. Ok. Vabbè. Comunque la ringrazio per la risposta, ma non è una risposta che io speravo di ottenere. Ok, abbiamo capito. Bene, detto questo, punto numero 2 all'ordine del giorno. Programma triennale opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017. Prima variazione, approvazione. Allora, e poi avremo modo di parlare di tutto quanto riguarda questa delibera, però io prima do la parola all'assessore Turchetto per illustrare il programma triennale come stabilito. Prego, a lei la parola, assessore. Grazie, buonasera a tutti. Allora, sì, per illustrare la prima variazione del programma triennale e elenco annuale 2017 delle opere pubbliche. Allora, io velocemente andrei alle parti principali, ovviamente. Nell'elenco annuale andiamo ad inserire l'opera pubblica denominata riqualificazione Piazza Meschio per l'importo di 720.000 euro. Per quanto riguarda il programma triennale invece viene spostata l'opera pubblica Vittorio Veneto si muove dal 2017 al 2019, e per quanto riguarda l'elenco dei lavori in economia, che si trova nella scheda 3 allegata alla delibera, questo elenco viene integrato con i lavori in economia che si sono resi necessari per il ripristino dei danni causati dalla grandinata del 25 giugno scorso. Lavori che riguardano la caserma dei Carabinieri, immobile appunto di proprietà comunale, altri immobili comunali, gli impianti sportivi, le scuole medie, scuole elementari e anche strade, illuminazione e illuminazione pubblica. Ecco, queste sono le variazioni le variazioni che riguardano l'elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche. Grazie. Grazie, assessore. Sì, ci eravamo accorti. A pagina 4 della delibera, sul visto che è a metà pagina, ovviamente visto l'effetto delle avverse condizioni meteorologiche dello scorso 25 giugno, giornata della grandinata, e non 25 luglio come è stato erroneamente. Quindi vi prego di prendere nota. Grazie. Allora, è aperta la discussione. C'è stato anche un emendamento per quanto riguarda il punto numero 2 all'ordine del giorno, che poi avremo modo di illustrare. Non ci sono, ecco, allora, visto che si è prenotato il consigliere Fasan, il consigliere Fasan ha presentato un emendamento da inserire al punto numero 2 all'ordine del giorno, quindi ce lo illustrerà e poi passeremo a... Alla fine? Vabbè. A fare i passi necessari, cioè a discuterlo. Allora, e a votarlo. innanzitutto voglio ringraziare i consiglieri di maggioranza che la volta scorsa si sono espressi in maniera coerente con le loro convinzioni e che hanno
fatto sì che ritornassimo questa sera con un nuovo piano opere pubbliche emendato nel finanziamento a Piazza Meschio. Io volevo fare una domanda, che è la madre di tutte le domande, ma noi questa sera nel piano opere pubbliche c'è il piano approvato nel 2008 o nel 2014? Non cambia niente per me. Il Piruea, sì, il Piruea, che noi andiamo a votare questa sera, il progetto di Piazza Meschio, chiedo scusa, è quello del 2008 o del 2014, perché dalle carte non sono riuscito a capire quale sia, perché è fondamentale questa cosa. Posso avere subito una risposta, perché in base alla sua risposta l'assessore costruirà un discorso. Vuole che vada avanti? Sì, consigliere, conviene. Allora io dico che finisca il suo intervento. se per caso voi questa sera finanziate il Piruea passato nel 2014, io credo che sia come si può dire, non si possa fare un abuso edilizio addirittura, perché, chiedo scusa assessore, non rida perché la cosa è molto grave, credo, perché nel 2014 è passato in beni ambientali un progetto riduttivo del precedente progetto, in attesa di fare il progetto, quello originale. Tutte le opere c'è scritto chiaramente, vada a rivedersi, tutte le opere che sono fatte nel progetto 2014 non devono inficiare l'esatta esecuzione del progetto 2008. Pertanto io chiedo, stiamo parlando del 2008 o del 2014? Perché se finanziamo il progetto 2014, io chiedo sia ritirato il punto, chiedo scusa, ma qui se il progetto è del 2014 noi non abbiamo l'autorizzazione dei beni ambientali a farlo, basta. Per il momento può stare. Ha terminato, consigliere? Primo giro sì, ma... Consigliere Darè, prego. Sì, nel piano opere pubbliche, buonasera, in cui è inserita giustamente Piazza Meschio, in cui tutti aspettiamo di risolvere questo problema, al di là e nella forma e nei modi, però voglio ricordare che noi il 7/3/2016 abbiamo votato una convenzione, un accordo in Consiglio Comunale. Adesso voi con un atto di giunta state facendo un qualcos'altro o delle modifiche comunque, ma lo dovete portare in Consiglio Comunale quantomeno questa cosa, perché in giunta non si cambia quello che è stato deciso in Consiglio. Quindi è un'osservazione che io faccio al di là del merito e del risultato finale, per poi dire che c'è una convenzione e una fiduzione che è in essere con la Zurich. Se non è stata cambiata in quel Consiglio Comunale, perché dagli atti del 19/1 che lei Sindaco ha sottoscritto il preaccordo o accordo, quant'altro, perché preaccordo è un preaccordo finché non lo sottoscrive, è stato sottoscritto e quindi dove avete novato la convenzione e quindi avete cancellato la fiduzione. Vorrei capire, ma questo lo faremo con un Consiglio Comunale ad hoc per capire esattamente come sono andate le cose, perché dire e dare mandato a un dirigenziale per la riscossione della fiduzione mi pare alquanto riduttivo. Se ci sono stati dei passaggi di fronte a con sottoscrizione di accordi e quant'altro, ma soprattutto vorrei capire se quella fiduzione con la Zurich è stata novata, perché da qua parte tutto il discorso di Piazza Meschio. Va bene il finanziamento che voi state portando, che naturalmente, però ricordo che su quella fiduzione, che erano 580.000 euro, vorrei capire che fine hanno fatto. Grazie consigliere.
Consigliere Carnelos, a lei la parola. Sì, brevemente, dallo spunto il collega Fasan, perché ha fatto una domanda del tutto irrilevante e non è certo una madre di tutte le domande, ma sarà una sorellastra di tutte le domande. E questo perché, come il consigliere Fasan sa benissimo, i progetti di opere pubbliche non li approva il Consiglio Comunale, ma sono di competenza giuntale. Tant'è vero che l'amministrazione non può mai approvare dei progetti se a monte non vi è l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'opera pubblica indicata. Quindi, in ogni caso, l'approvazione del progetto è una questione successiva a questa deliberazione. Poi mi fa specie, e finisco, che il consigliere Fasan si adonti e bolli come con l'ignominia, l'ha detto lui, un progetto del 2014 che è un progetto che ha avuto la vidimazione, che ha avuto il placet della giunta di cui faceva parte, a meno che non vi siano i pentimenti postumi o... Sì, certo, del 14, ma in realtà ha espresso anche un giudizio, non ha solo chiesto è quello del 18 o del 14, ha detto se è quello del 14 è un'ignominia perché manca questo, manca quell'altro. Ovviamente adesso allora non capisco per quale motivo nel 14 la precedente amministrazione, io siccome la buona fede è presunta sempre e ho l'habitus mentale proprio di partire dalla buona fede e siccome la concedo a quell'amministrazione, vede, io non appartengo a quella schiera di consiglieri, come ha detto lei prima, che per 5 anni ha urlato e sbraitato. Quindi credo mi consenta e mi sia possibile dire che se quel progetto aveva avuto l'avvallo di quell'amministrazione in buona fede, ovviamente, non lo so, per buona fede aspetterò che la Giunta dia seguito a quella che è oggi una nostra deliberazione. Questo è quanto. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Sant'Antonio. Sì, buonasera. Volevo fare 2 considerazioni, una di tipo qualitativo politico e l'altra di tipo tecnico sul bilancio. La prima è anche positiva, vedo che con piacere che finalmente dopo circa 1 anno e mezzo si resetta praticamente tutto il lavoro fatto e si ritorna a quanto avevamo consigliato noi all'inizio, cioè la richiesta di escutere la polizza fideiussoria. Però abbiamo perso 1 anno e mezzo, perché dal 7 del 3, dove si è tentato di fare quella convenzione, musate e testate per fare dei tentativi per venirne fuori, ce ne sono state tante. Abbiamo perso 1 anno e mezzo, questa è la considerazione politica. Si poteva fare 1 anno e mezzo fa questa cosa qua. Noi l'avevamo detto. Non solo, in 1 anno e mezzo sono state fatte molte azioni, come dicevo, tentate molte strade, che mi verrebbe da dire, in termine dialettale, abbiamo messo tanti rattoppi, non sono andate in porto neanche una, quindi chi adesso si troverà a risolvere questo tipo di problema con la riscossione della polizza fideiussoria, secondo me, per i tentativi che sono stati fatti, contratti firmati, mezzi firmati, azioni legali contro chi doveva darci una mano, vedi Zurich, la strada è molto in salita, secondo me.
Quindi questa è il primo considerazione di tipo politico. Perso un anno e mezzo e non è semplice come poteva essere un anno e mezzo fa, però vedremo. La seconda considerazione che farei di tipo tecnico sul bilancio, volevo capire, e qua se qualcuno, magari l'assessore al bilancio mi sa rispondere, è se la polizza fideiussoria è stata messa a copertura di questi lavori di Piazza Meschio, oppure la copertura all'interno del bilancio è stata data solamente con risorse proprie del comune. Cioè, volevo capire se la copertura della piazza dei 720.000 euro è stata fatta con la polizza o con sostanzialmente risorse proprie del comune. Grazie. Grazie. Però, consigliere e consiglieri, noi stiamo parlando del programma triennale opere pubbliche, non del bilancio. Sì, è un po' diverso comunque, è un po' diverso. Consigliere Botteon. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io sono molto contento di questo piano opere pubbliche che ha recepito i suggerimenti emersi nell'ultimo Consiglio Comunale. Mi sarebbe piaciuto che a questa soluzione si fosse giunti 2 settimane fa, evitando la frattura nella maggioranza ed evitando di perdere tempo. Adesso con questo piano opere pubbliche Piazza Meschio entra dalla porta principale, ovvero è effettivamente realmente una priorità a cui sono assegnati i fondi propri del Comune di Vittorio Veneto, e quindi sicuramente io approvo, il mio voto è positivo, lo posso dire già adesso con entusiasmo. Con una raccomandazione però che faccio al sindaco, che faccio alla dirigenza, al segretario, che sia priorità veramente, perché più volte è stata priorità fino a un certo punto, poi sono passate le settimane. In realtà se una priorità è priorità deve esserlo sempre, e quindi non vi devono essere settimane che passano senza che ci si aggiorni su come sta andando Piazza Meschio. Con questa raccomandazione ribadisco il mio voto positivo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Posocco, a lei la parola. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, convengo anch'io bene che si cerchi la soluzione per Piazza Meschio. Come diceva il collega Sant'Antonio, abbiamo perso comunque un anno e mezzo, perché se dobbiamo andare a escutere la polizza, comunque dovevamo giustamente farlo da subito. Però io e anche il collega Darè l'ha anticipato, io qualche dubbio ce l'ho, e vorrei dire 2 cose, proprio perché nella delibera che andremo a votare nel programma triennale opere pubbliche voi richiamate una delibera di giunta comunale del 25/7 che l'altro giorno in commissione non c'era perché non era pubblicata, è stata pubblicata ieri, quindi io sono andato a vedermela nell'albo pretorio. E voi nella vostra delibera ricostruite un po' la storia degli avvenimenti su Piazza Meschio. A un certo punto, un punto della vostra delibera di giunta dice: in esito al richiamato accertamento tecnico, con deliberazione, quella del Consiglio Comunale di marzo 2016, ha approvato lo schema di accordo finalizzato alla definizione del contenzioso riguardante l'esecuzione delle opere di sistemazione di Piazza Meschio e autorizzato il sindaco a procedere alla firma dell'accordo e il dirigente competente a sottoscrivere gli atti conseguenti. Poi dice che avverso a tale deliberazione è stato proposto un ricorso di un privato, eccetera, eccetera. L'altra volta, nella proposta, nelle linee di indirizzo che volevate far votare al Consiglio Comunale, e poi che fortunatamente, grazie all'intervento del collega Darè, il punto è stato ritirato, voi dite: in data 19 gennaio 2016 veniva sottoscritto, lo dite voi, un accordo. Ok.
che poi veniva reso efficace dalla deliberazione della Giunta del Consiglio Comunale del marzo 2016. In questo accordo che voi dite che è stato sottoscritto c'era tra l'altro un punto che diceva che la convenzione del giugno 2008 veniva novata. Novata significa che cade tutto e si ricomincia. Quindi io con questo articolo inserito e con questo accordo che per me è firmato, secondo me la fideiussione è difficilissima da escutere se è così. E appunto ci sono molte domande da fare in questo punto. Poi l'altra volta voi mi avete detto ma l'accordo non ha nessun valore perché non è stato firmato. Ma perché allora avete ritirato il giudizio pendente avanti il Tribunale di Treviso come da accordo in data 19 maggio 2016? Perché avete dato l'agibilità ai garage come da bozza di accordo che voi dite di non aver firmato, ma che io dico che avete firmato? E cosa è successo dal 7 del 3 arriviamo a gennaio 2017, quindi da marzo 2016 a gennaio 2017, cosa avete fatto? Nella bozza di accordo c'era scritto che tutto doveva essere fatto e l'accordo doveva essere completato davanti al notaio entro 60 giorni dalla firma, dalla votazione in Consiglio Comunale da parte del Consiglio Comunale. Entro 60 giorni, quindi entro maggio. Poi però date la colpa a un privato che presenta ricorso ad agosto. Ecco, allora io ho tante domande da fare, signor Sindaco, perché, ripeto, ben venga la sistemazione di Piazza Meschio, però non ho mai ricevuto delle risposte. Magari sarebbe bello farlo con Zurich presente, con EDV presente qua in Consiglio Comunale, non so, perché le risposte devono essere date, perché se io vado a votare come i 720.000 euro stasera, però la fideiussione in realtà non c'è, cosa faccio? Provo con danno erariale al comune e ne rispondo io personalmente? Perché questo voglio sapere. E penso sia diritto di tutti i consiglieri sapere questo, perché i consiglieri alzano la mano. Ecco. Per il resto, ripeto, spero che Piazza Meschio finalmente giunga finalmente alla conclusione. Grazie. Grazie consigliere. Allora, vedo che è finito il primo giro di richieste. Possiamo procedere a qualche risposta? Assessore Turchetto. Sì, direi velocemente perché mi sembrano quasi tutte domande un po' fuori tema, ecco, se devo essere sincero, perché oggi stiamo parlando della delibera che riguarda la variazione dell'elenco annuale del 2017 delle opere pubbliche del programma triennale opere pubbliche, nel quale viene inserita un'opera che si chiama Piazza Meschio. Di questo stiamo parlando. Non stiamo parlando né di fideiussione, non stiamo parlando di altre questioni, né della delibera di giunta, né di altre questioni che sono state sollevate. Non c'entrano niente con questa delibera, né dell'accordo, eccetera, che è stato fatto in passato. Questa è una delibera nella quale si inserisce l'opera pubblica Piazza Meschio nella programmazione dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto. Tutto qui. La risposta che ha dato il consigliere Carnelos, secondo me, tra l'altro è già esaustiva di per sé, la faccio mia, quella che ha dato il consigliere Carnelos e il consigliere Fasan. Semplicemente il progetto, ecco specifico che il progetto è quello che è stato oggetto di una CTU presso il Tribunale. È stato fatto un computo metrico in quella sede, quindi sono dei documenti ufficiali, più ufficiali di così, non so, ecco, e il quadro economico è stato costruito su quel progetto, su quel computo metrico, quindi su quella stima dei lavori da fare e porta su quel progetto che ha avuto l'approvazione anche della sovrintendenza e che porta al costo finale complessivo, quindi complessivo anche di IVA, di spese tecniche, di tutti gli altri costi accessori, non solo di quelli dei lavori, di 720.000 euro.
Tutto qui. Grazie. Allora, iniziamo il secondo giro. Vedo che si è prenotato il consigliere Sant'Antonio. No? Allora, consigliere Fasan, prego. Ho capito chiaramente che il progetto che sarà finanziato sarà quello 2014. Ci sono due progetti, no? Quello approvato dei beni ambientali nel 2008 e quello approvato sotto condizione nel 2014. Le condizioni che erano state espresse dei beni ambientali è che tutte le opere che venivano fatte non dovevano inficiare il progetto iniziale. Andate a vedervi le carte. Il progetto, io ho scritto tanto che sentivo cane l'osso, due parole. Il progetto per l'UE 2014 aveva avuto l'avallo dei beni ambientali purché non inficiasse il progetto 2008. Questa era una condizione. Se voi adesso fate proprio il progetto 2008, che è riduttivo nei confronti del 2014, non avete l'avallo dei beni ambientali. Quindi il progetto 2014 non è definitivo e non ha parere favorevole di beni ambientali. Quello lo dico io, poi voi valutate. Quindi potrebbe configurare il reato di abuso edilizio, che si sa alla fine hanno l'obbligo di essere abbattuti, con danno erariale per l'amministrazione. Bon, questo è quanto. Qui ho visto che c'è il nostro tecnico Antoniazzi, a cui pregherei mi desse una risposta se il progetto che in questo momento noi andiamo a finanziare è quello relativo al progetto 2008 o 2014, perché è fondamentale questa differenza, perché il 2014, lei era fuori quando mi sono espresso, aveva l'avallo dei beni ambientali, però alla condizione che non inficiasse il completamento secondo il progetto 2008. Poi lo spostamento dei soldi da via Grazioli non mi trovo assolutamente d'accordo, ma no, ascolta Costa, non importa che te faccia di no, mi dispiace che non sei d'accordo. Vabbè, i dubbi vanno chiariti, perché però alla fine quelli che alzano la mano qui dentro, se veramente ho ragione io e ci sarà come si dice, ci sarà un danno erariale se verranno battuti i lavori che verranno fatti. Pertanto oltre i 580.000 euro che potrebbero arrivare da pagare se non si escute la fideiussione, avranno anche il problema dei 720. Non faccio minacce, dico apertamente e per garanzia di tutti i consiglieri quello che penso. Non sono d'accordo sullo spostamento dei soldi da via Grazioli, perché è l'unico punto nero della viabilità che è stato finanziato. Lì un paio d'anni fa è morto qualcuno che è stato investito, si poteva fare di meglio prendendo soldi da qualche. Poi no, non era che? No, non fuori microfono. No, non fuori, ma lui c'ha quell'abitudine che. Continui. Poi c'è un'altra perplessità. I soldi presi per ricevuti dallo Stato per l'accoglienza di richiedenti asilo, e abbiamo capito che sono 270 e tutti in Valle Pisina, no? Vengono investiti su Piazza Meschio. Con quei soldi, a mio parere, per una questione anche di visibilità per l'amministrazione e di giustizia, si poteva finire il progetto Porta Cadore, di cui sono spariti i 240.000 euro. Chiedo scusa, ma sono 3 anni che sei qui, abbiamo lasciato in eredità 420.000 euro per finire Porta Cadore, ne avete spesi 200, che altri 240.000 non si sa che fine hanno fatto. Vabbè. Consigliere Fasan, io la inviterei anche a illustrare l'emendamento, perché non è che dopo ci mettiamo a farlo dopo. Siccome lei ha presentato un emendamento, vuole che lo legga io? Sì, leggilo tu. Lo leggo io? Senz'altro, la ringrazio. Allora, consigliere Fasan ha presentato un emendamento da inserire al punto 2 dell'ordine del giorno.
Visto l'impegno unanimemente assunto dal Consiglio in data 13 ottobre 2016 in merito al finanziamento di un progetto atto ad una rivalutazione dei sentieri del Vittoriese e ad una promozione turistica del patrimonio ambientale della Valle Pisina per un importo pari a 100.000 euro, chiedo, per mantenere fede agli obblighi precedentemente assunti, che tale indicazione consigliare sia inserita nella scheda numero 2 del programma triennale Opere Pubbliche 2017-2019, elenco puntuale 2017. Chiedo che la scheda numero 1 del programma delle opere pubbliche, quadro delle risorse disponibili, sia implementata con una cifra pari a 100.000 euro da recuperare nell'avanzo di amministrazione 2016 oppure, in alternativa, di impegnare il contributo straordinario dato dal Ministero degli Interni per i comuni ospitanti richiedenti protezione internazionale. Vittorio Veneto 2807. Allora, su questo emendamento, come dovevasi fare, sono stati prodotti i pareri di regolarità. Questo è il parere tecnico dell'architetto Antoniazzi. Vista la proposta di emendamento del 26 luglio 2017 a firma del consigliere Bruno Fasan, acquisita in pari protocollo 29273, che propone di finanziare e quindi far inserire nella programmazione delle opere pubbliche un progetto di rivalutazione dei sentieri del Vittoriese e di promozione turistica del patrimonio ambientale della Valle Pisina per un importo di euro 100.000, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2016 o in alternativa con l'utilizzo del contributo straordinario concesso dal Ministero degli Interni per i comuni ospitanti e richiedenti protezione internazionale, si rappresenta quanto segue. L'inserimento dell'opera nella scheda 2 presuppone, ai sensi dell'articolo 21,3 del decreto legislativo 50 del 2016, l'attribuzione del codice unico di progetto. Sulla base del testo dell'emendamento non vi sono i dati necessari per la sua acquisizione. Punto a capo. Lo stesso articolo 3 prevede l'obbligatorietà della preventiva approvazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per lavori di importo pari o superiore a euro 1 milione. In ogni caso l'inserimento di un progetto nel programma presuppone una scelta puntuale e una valutazione economica seppur sommaria. Punto. Non vi sono in atti del Comune progetti o ipotesi progettuali per una rivalutazione dei sentieri del Vittoriese, il cui costo complessivo ammonti ad euro 100.000. La quota di contributo straordinario concesso dal Ministero degli Interni per i comuni ospitanti richiedenti protezione internazionale, destinato al finanziamento di spese di investimento, è previsto per la realizzazione di opere previste nel programma. La distorsione di questi fondi renderebbe insostenibile la realizzazione di tali opere, di cui però non si prevede lo stralcio. Tutto ciò premesso e dedotto a motivazione, il parere tecnico è contrario. Parere del dirigente del servizio gestione economica e finanziaria. Si fa riferimento alla proposta di emendamento del 2607 a firma del consigliere Bruno Fasan, protocollo 29273. Sulla prima proposta di applicare l'avanzo di amministrazione, il parere contabile è contrario, in quanto la quota libera e disponibile dell'avanzo di amministrazione 2016, che ammonta ad euro 230.126,80, deve essere obbligatoriamente utilizzata per riequilibrare la gestione corrente che, a seguito del completamento del processo di esternalizzazione del servizio rifiuti, presenta uno squilibrio di 226.510,00. Pertanto, ai sensi del combinato disposto articoli 187 secondo comma e 193 secondo comma del testo unico degli enti locali, la quota libera dell'avanzo di amministrazione deve essere utilizzata per salvaguardare il pareggio e gli equilibri di bilancio. Si ricorda che la mancata adozione da parte dell'ente dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio in previsione, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del testo unico enti locali. Quanto alla seconda proposta di finanziare il progetto in questione con il contributo straordinario profughi, si rappresenta che lo stesso, nella proposta di assestamento generale del bilancio 2017-2019, viene destinato al finanziamento sia di spese correnti straordinarie che di spesa di investimento. A destinazione di tale risorsa straordinaria al finanziamento di spese diverse da quelle proposte, seppur astrattamente possibile,
determina tuttavia uno squilibrio sia della gestione corrente che di quella in conto capitale, atteso che per il finanziamento delle spese già previste non sono state indicate in alternativa a copertura risorse aggiuntive. Considerato che nella formulazione dell'emendamento il consigliere Fasan non si evince che le spese già finanziate con il contributo profughi siano da stralciare, ne consegue che tali spese risulterebbero, nel caso di accoglimento dell'emendamento medesimo, prive di copertura con conseguente alterazione del pareggio e degli equilibri di bilancio. Anche in questo caso il parere contabile è contrario. Collegio di revisione dei conti. Collegio dei revisori, nelle persone dei signori Alberto Sicchirollo, Presidente, Patrizia Zaniola e Luigi Sbalchiero, premesso che il Consiglio Comunale è stato convocato con lettera 28784 del 26 luglio 2017 per il giorno 2 agosto per l'assestamento generale di bilancio di previsione, che è stato presentato in data 28/07 ai sensi dell'articolo 3,6 del regolamento un emendamento di bilancio di previsione dal programma triennale delle opere pubbliche consistente nell'introduzione di un nuovo intervento relativo ad un progetto di rivalutazione dei sentieri del Vittoriese e di promozione turistica del patrimonio ambientale della Valle Apesina di euro 100.000, che ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato regolamento è necessario il parere del Collegio dei Revisori, che il dirigente del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere non favorevole in data 31/7 2017, che gli equilibri di bilancio risulterebbero alterati dall'emendamento esaminato, esprime parere non favorevole all'emendamento proposto. Rovigo, 01 agosto 2017. Ecco, questo è quanto per statuto e a regola di legge. Sull'emendamento posso esprimermi, sebbene ho fatto 2 interventi? Rispettiamo l'ordine. Difatti adesso do la parola al consigliere Darè. Prego. Grazie. No, ritorno sempre sul discorso di Piazza Meschio, per il semplice motivo che è in essere quel Consiglio Comunale ha deliberato e avete votato, quindi l'inserimento di quest'opera pubblica all'interno del piano opere pubbliche è superfluo. Casomai se ne parla sul finanziamento, ma voi avete un Consiglio Comunale, voi non potete come giunta stralciare quello che ha deciso il Consiglio Comunale. A parte questo, c'è anche poi anche il punto dopo, quello dei finanziamenti che sono collegati. Posso dirvi che già in quel Consiglio Comunale di marzo avevamo detto, e ci sono i verbali, di andare a riscuotere la polizza fiduciaria, perché quella era la strada, tant'è vero che adesso la fate. E ancora ad oggi non avete mai chiesto nulla alla Zurich. Non c'è una missiva che voi abbiate chiesto alla Zurich di onorare quella fiduzione. Grazie consigliere. Consigliere Botteon. Grazie. Sicuramente quando è stato sindaco il consigliere Darè ha subito seguito la strada che adesso ci sta consigliando. Una cosa importante, chiedo scusa, non interagisca, grazie. Una cosa importante che non è stato detto, che però mi sembra giusto sottolineare, perché è emerso in commissione, è da dove vengono i fondi. Quindi abbiamo detto che viene finanziata con i fondi propri Piazza Meschio, i fondi da dove vengono quindi non solo da Vittorio Si Muove, ma anche da una minor spesa per Piazza Duomo e da uno degli stralci della pista ciclopedonale di Via Grazioli. Sono previsti 2 stralci, uno dei 2 viene posticipato con questo piano opere pubbliche. Nel dettaglio queste opere pubbliche attualmente sono legate alla liquidazione dell'ATM Servizi SRL, che è prevista, la cui fine è prevista nel 2019. Mi sembra giusto ribadire ai consiglieri e al pubblico presente. Una piccola sottolineatura politica: è giusto assegnare la priorità a Piazza Meschio. È chiaro però che coloro che risiedono nel quartiere di Ceneda, a cui è stato illustrato ed è stato promesso, tra virgolette, la riqualificazione della piazza, si sentono un pochettino diciamo
beffati da questa soluzione. L'errore è stato quello secondo me, di promettere, visto che sapevamo che Piazza Meschio sarebbe arrivata come opera pubblica, come abbiamo più volte sottolineato. Io penso che però, e quindi faccio un invito, una compensazione per i cittadini di Ceneda sarebbe quella di intervenire come da programma di mandato e come da programma elettorale sull'accessibilità. Sappiamo bene che uno dei grandi problemi, forse il principale che è lamentato dai cittadini di Ceneda, è quello di come si raggiunge in questo momento Ceneda con il sistema dei sensi unici che è stato messo in piedi dalla Lega Nord. È giunta l'ora di cambiare, abbiamo promesso di farlo, abbiamo ancora 2 anni, almeno questa giunta ha ancora 2 anni. L'invito è quello di intervenire prima possibile. Secondo me sarebbe bello già alla fine di quest'anno far vedere le intenzioni e iniziare una progettazione per effettivamente cambiare il sistema dei sensi unici e fare in modo che Ceneda sia più raggiungibile dal resto della città e soprattutto anche da chi viene da sud di Vittorio Veneto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Maset, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, diciamo che mi accomuna lo stesso sentimento che hanno espresso i colleghi consiglieri che mi hanno preceduto, dare priorità a Piazza Meschio, ed è giusto dare priorità, però è chiaro che la priorità andava data con gli strumenti giusti e adeguati, la priorità andava data a tempo debito. Perché, cari signori, noi qui tralasciamo un aspetto che per me è molto importante. 720.000 euro, che sono i soldi che servono, tutto compreso, chiavi in mano, come si dice, al completamento di Piazza Meschio, vengono, anzitutto li paga la città di Vittorio Veneto, e questo non è poco. In secondo luogo, sono soldi che vengono presi, che vengono estirpati da altri lavori, quindi Piazza Duomo, riqualificazione che non verrà più fatta, via Grazioli, pista ciclabile dimezzata, annullata o quant'altro. La strada era molto semplice ed era veramente una strada maestra. Si trattava di andare a discutere la fideiussione, perché, cari signori, c'è una ditta che doveva fare i lavori e c'era una società assicurativa, la Zurigo, che garantiva in nome e per conto. Nel momento in cui questa società, come poi realmente è avvenuto, non ha più ottemperato agli obblighi, l'amministrazione doveva riscuotere. L'istituto della fideiussione è una cosa seria, non è una cosa così campata per aria. Tant'è che vi voglio ricordare che l'istituto della fideiussione è stato inventato, per così dire, dagli antichi romani. Quindi non è una cosa nata 20, 30, 50 anni fa. Gli antichi romani hanno inventato l'organismo della fideiussione. Quindi, se la fideiussione dagli antichi romani ad ora è ancora presente, ci sarà un motivo. Quindi 1 anno e mezzo fa, perché non riscuotere la fideiussione? Perché pagare 10.000 euro? 10.000 euro, che lo ricordo ancora, sono soldi dei cittadini di Vittorio Veneto, di chi ci ascolta e chi ci ascolta e ci guarda da casa. 10.000 euro dati a un professionista al quale io avevo fatto alcune domande, ma si è guardato bene dal rispondere, una delle quali era appunto questa: perché non andiamo a discutere la fideiussione? E il professor Micelli diceva che poi non ho capito, ma 2 volte gliel'ho chiesto, no, la strada migliore era quella che poi l'amministrazione ha perseguito, e a 1 anno e mezzo è risultata una strada fallimentare. Quindi veramente qua
possiamo dare priorità, possiamo andare avanti con i lavori di Piazza Meschio, che viva Dio, ne hanno veramente tutto il diritto il quartiere di Meschio di avere la piazza sistemata e i lavori terminati. Però, lo ribadisco ancora, andiamo a togliere fondi da altri lavori che riguardano altre parti di Vittorio, e anche là abbiamo dei cittadini che hanno tutto il diritto di avere i lavori per i quali l'amministrazione si era impegnata. E andiamo, non voglio ripetere quello che hanno detto i miei colleghi perché l'hanno già ribadito, andiamo ad operare un intervento di escursione dopo che i rapporti si sono logorati, c'è stato un pastrocchio. Ecco, quindi oserei dire, ma non a torto secondo me, che l'amministrazione in questo anno e mezzo ha fatto un autentico capolavoro di pastrocchio. Quindi noi adesso ci troviamo qua, tra l'altro magari non a titolo per i ragionamenti che faceva il collega Darè, anche a discutere di un punto con tutte le conseguenze del caso, con una fideiussione che diventerà problematica per le cose che ho detto poc'anzi, però rimarrà una cosa, sempre se poi l'iter andrà avanti, perché poi ci sarà anche quello da verificare, no? Lo ricordava il collega Botteon, se l'iter andrà avanti, il che dubito anche, comunque noi avremo, lo ribadisco per la terza volta, soldi sottratti ai cittadini per finire un luogo, però ne lasciamo da fare un altro, altri 2, altri 3. Ecco, questo, cari signori, non è veramente il modo di lavorare per il bene della città di Vittorio Veneto. Grazie. La parola al consigliere Dus, prego. Sì, buonasera a tutti. Beh, io credo che ci debba essere un problema spazio-temporale quando si passa dalla maggioranza alla minoranza, perché trovo allucinanti veramente delle dichiarazioni che sono state fatte questa sera. Il consigliere Maset parla degli antichi romani. Io faccio riferimento al 2013, 7 novembre 2013. All'allora assessore Denardi fu chiesto da parte dell'allora minoranza perché non si andava a discutere la polizza. Anche allora era un tema caldo l'escursione della polizza, come lo è quest'oggi. La risposta dell'allora assessore Denardi fu: se la ditta si trovasse in una situazione di difficoltà o in caso di fallimento, e guarda caso mi pare che sia questa situazione, non sapremo quali sarebbero i tempi per avere la somma di denaro. Quindi, primo punto, l'incertezza nel trovare i soldi. Ma poi andiamo alle dichiarazioni dell'allora del consigliere Darè, del Gazzettino, del 1 febbraio 2015. Già quando ero sindaco il comune cercò tutte le mediazioni del caso, ma senza esito. Quando decidemmo di discutere la polizza, il TAR ci disse che dovevamo metterci d'accordo con l'impresa. Quindi secondo problema. Quindi i problemi quali sono legati all'escursione della polizza? Uno, i tempi legati all'escursione della polizza e quindi avere la possibilità di usare quel denaro per realizzare la piazza, e 2, i tempi legati al procedimento che il TAR sicuramente metterà in piedi. Allora, possiamo raccontarci quello che vogliamo su questa benedetta escursione della polizza. Ora siamo arrivati al punto che l'escursione sta andando avanti e la Giunta ha fatto un atto. Ma sì, dai, stai tranquillo che tanto parlo io. Ora siamo arrivati al punto in cui la Giunta ha deciso di escutere la polizza su nostra sollecitazione e speriamo che i soldi arriveranno il prima possibile. Nel frattempo cosa facciamo? Aspettiamo che il TAR decida che il processo si concluda fra quanto? 2 anni, 10 anni, 20 anni? Direi di no. Quindi qual è stata la soluzione proposta qui questa sera? Stralciare delle opere pubbliche per poter realizzare la piazza. Ne era stata presentata una, e non lo nascondo, lo scorso Consiglio Comunale. Quella proposta è stata bocciata, semplicemente questo. Ora ne viene presentata un'altra, speriamo che questa venga accolta. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carnelos. Sì, mi viene da sorridere perché talvolta penso che invece che in un consiglio comunale
di trovarmi in un consesso di giurisperiti e giuriconsulti, e qui davvero se ne sentono di tutte le specie. Beh, innanzitutto, no, non sono a mio agio perché qua mi piacerebbe fare il consiglio comunale. Innanzitutto volevo ricordare all'inclito Maset che di tradizione romanistica sono tutti i nostri istituti di diritto civile, lo è il contratto, lo è la compravendita, lo è la fideiussione e tutto quello che ci va dietro. Fra l'altro è anche molto semplice, ve lo dico sotto questo profilo, può essere anche una questione così culturale. Non derivano dal diritto romano tutte quelle volte che sentite parlare di factoring, lease, che sono dell'epoca e quindi dell'esperienza anglosassone. Quindi qui la fideiussione è romanistica, la compravendita è romanistica, l'appalto è romanistico e tutto il nostro diritto civile ha quella impostazione. Più interessante ritengo l'intervento di Posocco, perché senza volerlo, anche lì, è evidente che ha dato delle risposte, nel senso che vorrebbe una causa fatta qui in Consiglio Comunale. Nel senso che è indubbio, da questi atti nasceranno procedimenti giudiziari. Ed era questa iattura il tentativo di evitarla. E guardate che credo di non fare la sibilla cumana se penso che anche la precedente amministrazione non è che non abbia fatto Piazza Vescovo perché non voleva farlo, non è che non abbia escusso la fideiussione perché non volesse farlo, non facevano mica Carachiri, ma immagino e sono sicuro sotto questo profilo che hanno cercato in tutti i modi, probabilmente se durava altri 2 o 3 anni ci riuscivano, ma in quel momento non ci sono riusciti. Perché? E perché questa strada, che guarda caso è in continuità con quello che è stato fatto nell'anno e mezzo successivo? Perché tutti noi sappiamo che nel momento in cui si inizia la lite giudiziaria, si sa quando inizia, non si sa quando finisce. È vero, col senno di poi, sia per quanto riguarda l'amministrazione passata, sia per quanto riguarda questa, purtroppo l'unica strada sarà la strada giudiziaria, che non è solo l'escussione della fideiussione, ma sarà per il risarcimento dei danni. E per fortuna, sotto questo profilo, mi garantisce una cosa, che credo che Zurich sia in bonis, e quindi che in forza della fideiussione o in forza del risarcimento del danno, certamente non noi, non questa amministrazione, perché qui non occorre essere tanto giurisperiti e giurisconsulti per sapere, e qua credo che chiunque di noi abbia avuto o abbia conoscenza di parenti, di amici, di una causa di eredità, sicuramente il tempo medio fra primo, secondo grado, magari Cassazione, è un decennio. Ed è indubbio che quel tentativo che ha fatto l'amministrazione precedente e questa amministrazione era di cercare di portare a casa soldi cash da quei debitori. E ci hanno provato. Noi abbiamo chiesto i soldi ad Zurich, voi invece no. In realtà, questo non lo so. Il problema è che so, questo sì, che nel momento in cui è stata paventata la richiesta della polizza, hanno instaurato le controparti dei giudizi al TAR e davanti come accertamento tecnico preventivo. Ma questo credo che anche qui non credo di scoprire l'acqua calda per sapere che chi deve dare i soldi cerca di darli più tardi possibile. Questa è la questione ed è indubbio sicuramente era una soluzione migliore, mi faccia finire, era una soluzione migliore quella di... Non fuori microfono, grazie.
La invito a continuare. Finisco. La invito a continuare. Finisco, perché a dir la verità anche a me mi piacerebbe fare il tribuno e, come si può dire, abbiamo tolto delle opere. Sì, purtroppo. E al consigliere Botteon dico che Un minuto, è consigliere. arrivato con l'indicazione specifica del consigliere Botteon sotto questo profilo di togliere le altre opere. Va detto anche una cosa: io farò il tribuno e il paladino perché ci credo nel progetto di Piazza Ceneda e sarò il primo firmatario di una, se ci saranno chi vorrà seguirmi, di una petizione in cui si firmi Piazza Piazza Ceneda si deve fare. Perché al contrario, ho visto, tempo fa mi ha amareggiato molto, sono un frequentatore dei locali di Ceneda, e sopra il bancone c'era intitolata una mozione che dice, una raccolta firma, una firma se non ci nega mai più a nessuno in questo paese, c'era scritto Piazza Ceneda non si tocca. Mi sono informato e un mucchio di questo foglio con un mucchio di firme, ovviamente e giustamente, legittimamente, è arrivato sul tavolo dell'amministrazione comunale. A questo punto non capisco più niente. Piazza Ceneda si deve toccare o Piazza Ceneda non si tocca? Ripeto, io sono per Piazza Ceneda si tocca. Hanno diritto ad una piazza elegante e signorile, come elegante e signorile è Ceneda nella sua storia. Certo è, non faccio il Don Quixote contro i mulini a vento. Se non la si vuole, non la si vuole, E là ci sono migliaia di firme, mi pare. Ecco, ho finito e grazie. Grazie consigliere, io sarò il secondo firmatario, aderirò alla sua proposta. Consigliere Posocco. Grazie. Qui stasera tutti sorridono. E si rinvanga sempre il passato e mi viene invece da ridere perché qua siete 5 consiglieri, mi sembra... No, il secondo. Il secondo giro, non ha fatto nessun intervento nel secondo giro. Allora, siete 5 consiglieri da Meschio. Se siete qui è anche perché qualcuno ha detto che in 100 giorni risolveva tutto. Bon, che in questo mondo di fenomeni 5, poi altri voti li avete presi al no traforo che il buon Mognol l'avete fatto fuori dopo pochi mesi. A proposito, c'è anche un'uscita da fare, aspettiamo cosa. Quanto a Ceneda, adesso tiriamo fuori la scusa di chi ha firmato, mi par di capire, contro per non farla, quindi qua se i tempi di reazione sono questi, auguri. Il mio intervento riguardava Via Grazioli, se posso, che è sul piano opere pubbliche. Allora, Via Grazioli ci sono 2 stralci, quello che va verso il Parco San Valentino e quello che va dal distributore. È molto più semplice quello che va verso il Parco San Valentino, perché non occorre fare degli espropri, è molto più complicato fare il tratto di qua perché bisogna espropriare. Mi risulta che ancora sul tratto di qua non è ancora stato fatto nulla. Legato alla pista ciclabile che va al Parco San Valentino a Cozzuolo c'è anche il parcheggio dell'autostrada che versa in condizioni penose, pietose. Guardate, lo sapete, insomma l'ho più volte sottolineato questo punto. Lei assessore mi ha sempre detto, quando finanzieremo e sarà concluso l'iter progettuale del secondo tratto di Via Grazioli, asfalteremo il parcheggio. Allora io le chiedo, quali dei 2 viene cancellato e quanto stiamo a asfaltare quel benedetto parcheggio? Grazie. Grazie consigliere Posocco. Allora, finito il secondo giro di interventi, le risposte. Assessore Turchetto, sì, a lei la grazie. parola. Allora, direi intanto parto dal consigliere Botteon che ha citato i finanziamenti di Piazza Meschio e confermo che sono quelli.
Nel confermare sottolineo che non si tratta di stralciare, non abbiamo stralciato delle opere pubbliche, le abbiamo semplicemente posticipate, abbiamo posticipato la loro esecuzione con un finanziamento che, come è stato spiegato, si libererà, si renderà utilizzabile, diciamo, presumibilmente nel 2019, ma possibilmente anche prima, quindi nel qual caso sarà possibile anticipare l'esecuzione di queste opere. Quindi nessuna opera è stata cancellata, questo è il primo messaggio che dobbiamo mandare. E vengo alla domanda del consigliere Posocco, che poi fa un po' il paio anche con quella del consigliere Fasan. Allora, quale dei due stralci è stato posticipato, non cancellato? È quello che va verso il parco del San Valentino, quindi il tratto di pista ciclabile che va verso Cozzuolo. Purtroppo bisogna fare delle scelte, riteniamo che fare Piazza Meschio sia prioritario rispetto a quella che è pure un'opera sicuramente valida, interessante, proprio per questo l'abbiamo inserita nel nostro piano a suo tempo, però crediamo che ci siano delle priorità e Piazza Meschio ha la priorità in questo momento rispetto a quell'opera. Non viene invece non viene rinviato il tratto che va dalla rotatoria di Via Grazioli che entra a Ceneda, ed è quello dove c'è stato il morto consigliere Fasan. Quindi lei ha detto una cosa sbagliata, non dico falsa, ma sbagliata sicuramente. Ha citato il tratto che sarebbe stato secondo lei spostato o cancellato, invece non è così, non è così. Quindi lei ha detto una cosa completamente sbagliata da questo punto di vista. Allora le rispondo anche, c'era la commissione consigliare che ha illustrato nei dettagli questo aspetto, anche relativo al finanziamento dell'opera Piazza Meschio, che tra l'altro riguarda comunque la successiva deliberazione, non questa. Ecco, per quanto riguarda il progetto di Porta Cadore che lei ha citato, insomma, non mi sarei avventurato, diciamo, su questo argomento, perché se ben ricordo era all'inizio del 2013, gennaio 2013, in cui lei annunciava sui giornali che quello sarebbe stato l'anno della realizzazione della piazza di Porta Cadore. Siamo arrivati a luglio 2014, quando siamo entrati in amministrazione, e abbiamo trovato semplicemente un progetto preliminare. Quindi in un anno e mezzo lei da assessore, pur avendolo annunciato con grande enfasi, è riuscito a fare solo un progetto preliminare. Noi in un anno e 2 mesi abbiamo fatto il progetto definitivo, esecutivo, abbiamo ottenuto i pareri della sovrintendenza, abbiamo fatto la gara d'appalto, eseguito i lavori e rendicontato tutto in regione, quindi non credo proprio che possiamo ricevere, come dire, lezioni da questo punto di vista. Per quanto riguarda il resto, sì, si è parlato del professor Micelli, di altre cose, ma non è oggetto di questa deliberazione, se ne è già parlato un anno fa in questo Consiglio Comunale e non riguarda questa deliberazione, per cui io mi fermerei qui, grazie. Avevo risposto nella replica primo giro, sinceramente, e ho detto che ho risposto nel primo giro, quindi è sufficiente. Grazie. Allora, a questo punto ci sono altri chiarimenti. La parola al sindaco. Sì, grazie. Tonon, prego. Allora, per cercare, anche se temo sarà inutile, perché probabilmente poi sarà ribadita nuovamente la consueta e solita tesi che questa amministrazione non ha fatto niente. Chi avesse letto la delibera, gli atti allegati alla delibera del 7 marzo 2016, si sarebbe accorto che c'era scritto che nella primavera, marzo se non ricordo male, del 2015, questa amministrazione aveva dato mandato agli uffici di riacquistare la disponibilità di Piazza Meschio e veniva comunicato a Edilvi e Zurich l'intento di avviare la procedura per l'escussione della polizza. Una volta fatto questo, sappiamo bene che come è andata, cioè l'assicurazione ha proposto la procedura giudiziale di accertamento tecnico preventivo davanti al TAR. E quindi il giudice, come aveva già fatto precedentemente con la precedente amministrazione, aveva consigliato di trovare un accordo
essendo discrezionale, ovviamente, questa scelta, si è ritenuto allora di trovare un accordo, per dirla citando un detto pochi ma subito, piuttosto che aspettare 5, 10, 15, 20, chissà quanti anni per avere la cifra intera. Cosa accade? Che finché non è finito l'ultimo grado di giudizio, anche se i soldi fossero in cassa, non sarebbero utilizzabili. Nel vicino comune di Conegliano, per esempio, è stata fatta un'escursione di una polizza, è stata incassata, siccome c'è stato ricorso al Consiglio di Stato, finché non sarà finito quel grado di giudizio e quindi passato in giudicato, i soldi sono vincolati e quindi a bilancio, ma assolutamente inutilizzabili. Questo è il motivo che ci ha condotto, come è già stato detto anche questa sera da diversi consiglieri, a optare per una scelta diversa, che è quella che facciamo questa sera. La scelta questa sera in sostanza è: chi vota vuole che si faccia Piazza Meschio e si vota come farla e come finanziarla, quindi spostando negli anni successivi alcune opere per fare subito Piazza Meschio. Le argomentazioni che sono state sollevate questa sera sono tutte di carattere giuridico e, come ha ben detto già il consigliere Carnelos, non sono di competenza, fra virgolette, del Consiglio, ma saranno ovviamente di competenza del legale che questa amministrazione ha incaricato per difendere la posizione ovviamente di questa amministrazione. Prendiamo atto piuttosto che rispetto alla deliberazione del marzo 2016, non questa amministrazione, ma qualcun altro è totalmente inadempiente, essendo stato anche invitato a firmare e non avendo ricevuto risposta positiva in questo senso. Se davvero la piazza è una priorità, questa sera lo si vede dal voto. Grazie, signor Sindaco. Allora, a questo punto dobbiamo nell'ordine mettere in votazione l'emendamento del consigliere Fasan. Poi L'emendamento è votabile o inammissibile? Da quando si deduce è inammissibile, proprio perché no, scusate. L'emendamento ha giustamente tutti i pareri, ma lo dobbiamo mettere in votazione. No. Prima la dichiarazione si vota. La dichiarazione di voto è dopo, quando si fa la dichiarazione di voto sulla delibera emendata. La dichiarazione di voto all'emendamento non è previsto tecnicamente, confermo, non è previsto in nessuna parte del regolamento. No, è soltanto una ripetizione, perché si vede. Allora, metto in votazione l'emendamento del consigliere Fasan. Favorevoli? Contrari? Allora, metto in votazione l'emendamento al punto numero 2 all'ordine del giorno, programma triennale opere pubbliche 2017-2019, proposto dal consigliere Fasan. Voti favorevoli? 5 voti favorevoli, contrari 10 voti contrari, astenuti? Nessun astenuto. A questo punto le dichiarazioni di voto, prima di votare la delibera non emendata a questo punto, quindi dichiarazioni di voto. Consigliere Maset. Grazie Presidente. Allora, Piazza Meschio è una priorità per tutti, ma non possiamo votare un impianto di delibera del genere, dove praticamente per inserire Piazza Meschio noi andiamo a scippare i soldi ai cittadini, primo, mentre li dovevamo raccogliere da una garanzia che, viva Dio, era fatta per qualcosa. Primo ragionamento. Secondo, non possiamo votare a favore perché voteremo a favore del
posticipo, vabbè, Assessore, le credo sulla parola, ma dubito, il posticipo di altre opere che non andranno fatte a breve, forse mai, e quindi abbiamo da una parte Piazza Meschio che forse in tempi ragionevoli verrà fatta, dall'altra abbiamo invece delle opere che non andranno mai fatte. Mi è venuto in mente una cosa prima, perché i soldi per fare Piazza Meschio 720.000 euro, i soldi per fare la riqualificazione di Piazza Ceneda, i soldi per fare i 2 tratti della pista ciclabile verso sud di Vittorio. Io sto aspettando che faccia la dichiarazione di voto motivata. No. Il problema è che ha 3 minuti di tempo, Carnello, ha ancora un minuto di tempo. Ancora un minuto, stia tranquillo e sereno. Quando lei pontifica, nessuno le dice niente. Allora, no, il ragionamento è semplice. Noi dovremmo, se voi siete d'accordo, pensateci, maggioranza, la prossima volta facciamo una mozione al governo dove chiediamo che l'IMU della zona industriale di Vittorio Veneto, che è un IMU ben cospicua, come ci ha detto l'assessore qualche volta fa, ecco, ritorni a Vittorio Veneto, quindi riusciremo a fare Piazza Meschio, Piazza Duomo, eccetera, senza togliere soldi ai cittadini. 3 minuti. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Fasan. Dichiarazione di voto. 3 minuti? Posso parlare? Non mi faccia perdere tempo anche, che il tempo è prezioso. Come consigliere dico che c'è di che vergognarsi. Ad ottobre il Consiglio delibera all'unanimità un progetto ambientale in Valle Pesina ed ora il Presidente mi dice che non ci sono le condizioni per votarlo. Non so, avevo scritto qui, voglio vedere come i consiglieri di maggioranza ingoieranno un altro rospo. Si sono mangiato tutto fino in fondo. Bene, a Turchetto dico che Porta Cadore l'avete fatto nei tempi perché scadevano i tempi, i termini, si ricorda? Noi avevamo concorso per il finanziamento e per il ripristino di attività commerciali nei centri storici. Siete anche finiti fuori il tempo massimo, mi sembra, di qualche settimana, ma io non ho meno fatto, perché visto che avete fatto una cosa positiva, però mancano, a mio parere, 240.000 euro che erano a bilancio. Al sindaco dico, e chi alza la mano cosa rischia qui? Bon. E prendo atto pure che l'amministrazione ha perso 1 anno e mezzo nel non seguire le nostre osservazioni fatte ancora 1 anno e mezzo fa. Pertanto, cari consiglieri di maggioranza, state molto attenti a quello che votate, perché la funzione della minoranza è anche a vostra garanzia. Sicuramente voteremo contro, se è quello che vi interessa. Consigliere Posocco. No, volevo discutere l'emendamento di Fasan, ma non si è accorto che avevo schiacciato. Poi volevo dire al sindaco che aveva detto parecchie inesattezze su Conegliano, ma faremo un'altra volta. Grazie, comunque. Consigliere Sant'Antonio. Allora, prendo spunto sia dall'intervento di Carnelos che del sindaco, che hanno tentato di addolcire la pillola. Allora, il sindaco ha detto che l'accertamento tecnico preventivo per escutere la polizza è stato fatto. Io dico che l'accertamento tecnico preventivo è solamente una fotografia della situazione al momento per poter eventualmente pagare. Da quanto ne so io, le fideiussioni, come diceva Maset, sono uno strumento che funzionano da 2000 anni, quindi se tutto è regolare, in un attimo, e se l'accertamento tecnico preventivo non dà nessun tipo di problema, si paga. Evidentemente c'è un gran pastrocchio sotto. Detto questo, io non me la sento di votare positivamente a questa delibera, voterò in modo contrario perché non mi prendo nessun tipo di responsabilità rispetto a quello che ci potrà essere in futuro a nostro carico. Quindi Forza Italia voterà contro. Grazie. Consigliere Botteon.
Grazie Presidente, ribadisco il voto favorevole anche allo spostamento di Piazza Duomo, e qui volevo un minuto replicare. Io non firmerò attualmente, perché se io riqualifico casa mia, ristrutturo casa mia e sposto il letto di una mia figlia, da qualche parte quel letto devo metterlo. E se noi presentiamo un progetto di ristrutturazione di Piazza Duomo e togliamo dei posti auto, quei posti auto da qualche altra parte dobbiamo metterli, altrimenti togliamo qualcosa alla città. Quindi per questo motivo io spero che il progetto di Piazza Duomo, da qui a quando verrà realizzato, avrà al suo interno la collocazione di posti auto in modo che si possa parcheggiare a Ceneda. Consigliere Dus. Sì, dichiarazione di voto, ribadisco un concetto. Chi vota a favore del piano triennale delle opere pubbliche vota per la realizzazione di Piazza Meschio. Chi vota contro vuole semplicemente dilazionare ancora i tempi. Questa doveva essere la battaglia di tutti e non solo la battaglia della maggioranza, e mi dispiace veramente che la minoranza abbia perso un'occasione. Ricordo inoltre che il piano di opere pubbliche non riguarda solo Piazza Meschio, ma riguarda molte altre opere che sono state citate prima. Quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliere. Sono finite le dichiarazioni di voto, l'emendamento avete sentito che è stato respinto, quindi metto in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno, programma triennale opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017, prima variazione, approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 10 favorevoli e 5 contrari. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Nessun astenuto. Medesimo risultato. Il punto numero 2 è approvato. Punto numero 3 all'ordine del giorno, bilancio di previsione 2017-2019, assestamento generale con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2016. Assessore Napol, a lei la parola per una sintetica spiegazione. Sì, questo è un atto dovuto al 31 luglio, secondo le nuove regole del bilancio armonizzato ci deve essere questo passaggio con l'assestamento generale e come dire, la verifica degli equilibri di bilancio. Ecco, in questa occasione diciamo che la documentazione è stata vagliata già 2 volte in commissione consigliare, perché era pronto anche per il Consiglio Comunale l'altra volta, quindi io do per letta da parte dei consiglieri le parti più importanti. Volevo solo ricordare alcuni aspetti che riguardano le entrate, che segnalo un contributo del Ministero dell'Interno per il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale per euro 136.500, di cui 93.000 verranno destinati a finanziamento di spese di investimento, tra cui anche Piazza Meschio, come vedremo dopo. Al finanziamento di cui al decreto del direttore generale numero 666 del 5 luglio 2017, della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo di euro 100.000 concesso a favore del progetto relativo alla commemorazione dell'onorevole Brandolini. E questo è, diciamo, la parte delle entrate. Faccio un breve cenno per quanto riguarda i cambiamenti relativi agli investimenti in opere pubbliche. Quindi per quanto attiene la gestione in conto capitale, i maggiori stanziamenti di spesa per l'esercizio 2017, tenuto conto del provvedimento ad oggetto Programma triennale opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017, prima variazione, che è stato appena approvato,
Ci sono interventi urgenti su immobili di proprietà comunale per riparazione danni infrastrutture comunali da evento atmosferico del 25 giugno 2017 per un totale di 330.000 euro. Ovviamente questa è solo una piccola parte dei danni che abbiamo subito, a cui facciamo fronte con fondi propri in attesa che si definisca tutta la pratica per il recupero delle somme dall'assicurazione. Ovviamente l'assicurazione ha dei tempi che non coincidono con le esigenze nostre, in particolare degli edifici scolastici che devono essere sistemati prima dell'apertura dell'anno scolastico. Poi ci sono interventi per rinnovo impianti termici per euro 10.000, interventi per lavori su viabilità per 21.000 euro, manutenzione straordinaria immobili comunali per euro 18.000, reimpiego un contributo regionale prevenzione rischio sismico per euro 26.800, acquisto attrezzature e beni per servizio polizia locale per euro 27.500, lavori di completamento Piazza Meschio per euro 720.000. Queste voci che ho letto adesso sono finanziate come segue. Contributo regionale per intervento di riordino, riqualificazione e messa in sicurezza e viabilità urbana, rotatoria ospedale di Costa per euro 150.000. Questi 150.000 derivano dal fatto che il progetto era stato presentato, avevamo partecipato a un bando regionale, però il progetto era stato interamente finanziato con fondi propri da parte del Comune. Quindi questo contributo che ci arriva grazie al fatto che abbiamo vinto questo bando si rendono liberi e quindi li possiamo utilizzare. Alienazione mezzi adibiti allo spazzamento strade per 150.670, alienazione immobili comunali per euro 29.330, i suddetti importi di euro 150, 156,70 e di euro 29.330 finanziano la spesa per gli interventi al danno atmosferico del 25 giugno di cui vi ho fatto cenno prima. Il contributo regionale per prevenzione rischio sismico per euro 26.800, alienazione di un'area in zona industriale per euro 157.500 e questa va a cofinanziare Piazza Meschio. Quota a parte contributo straordinario richiedenti protezione internazionale per euro 93.000, di cui 65.500 vengono impiegati su Piazza Meschio. Minore spesa per Vittorio si muove primo stralcio per euro 120.000, anche questi vengono dirottati su Piazza Meschio. Minore spesa per lavori e interventi sistemazione piazze, Piazza Giovanni Paolo I per euro 262.000, di cui 257.000 per Piazza Meschio. Minore spesa per pista ciclabile via Grazioli Cozzuolo per euro 120.000, anche questi destinati a Piazza Meschio. E poi una riduzione di spese previste nella manutenzione della pubblica illuminazione, acquisti macchinari e contributo sistemazione strade per complessivi 44.000 euro. Ecco, quindi diciamo che purtroppo i numeri sono aridi e non consentono molti voli pindarici e considerazioni le più varie, perché se volete potrei aggiungerne anch'io, perché se noi non avessimo da pagare un mutuo di 1 milione su Piazza per l'acquisto della Mafil aperto nel 2006 che scade nel 2026, egregio consigliere D'Arè, avremmo un'altra roba. Abbiamo anche i derivati che ci danno tanta soddisfazione, nel senso che noi paghiamo... Presidente, no, lei deve richiamare i consiglieri che disturbano. Assessore, la prego di terminare. Allora, vorrei dire che se vogliamo, come dire, allargarci, possiamo allargarci finché vogliamo. Di solito il ruolo di consigliere comunale dovrebbe essere un ruolo che ci aiuta a dare il meglio di noi stessi. Molte volte io mi chiedo cosa stia succedendo.
faccio solo un remember della seduta della volta scorsa. Abbiamo assistito a un dibattito di oltre un'ora sulla questione della Cesana e di Villa Papadopoli, semplicemente allucinante. Abbiamo sentito parole in libertà su questa delibera e poi al momento del voto nessuno ha votato contro. Ma vi pare normale? Ecco, mi fermo qua. Grazie. Consigliere, consigliere Darè avrà modo di intervenire dopo. Consigliere Fasan. Consigliere Fasan, a lei la parola. Pensi un po' che non volevo nemmeno... Consigliere Darè, però lei ha modo di parlare quando chiede l'intervento. Cioè, parlare un conto. Sì, però queste cose però lasciano il tempo che trovano, non portano nessuna causa utile al dibattito, assolutamente. Consigliere Fasan, la prego di fare il suo intervento. Prego, consigliere Fasan. Consigliere Fasan, lo sto chiedendo. La ringrazio, quando sarà il mio turno parlerò. Non volevo nemmeno prendere parola perché qui non c'è molto da dire. Si è prenotato? Sì, ma quindi ha la parola. Mi lasci finire il discorso. Questa è la prefazio, caro Presidente. Non volevo nemmeno intervenire, però come al solito Napoli mi dà stimoli ad intervenire. No, ci rinfaccia cose assurde. E proprio oggi discutevo con un sindaco del territorio che Conegliano ha preso 800.000 euro da Asco. Sapete cosa vuol dire questo? Che Vittorio Veneto prende 80.000 euro da Asco quando Conegliano ne prende 800.000. Allora ci sarà qualcosa da riflettere. Qui dentro, in questo consiglio, c'è un consigliere comunale che ha difeso la scelta della loro amministrazione Butteon di passare con Italgas. Vi ricordate? Caneros, hai presente? Bon. Ecco, allora noi qui parliamo di sciocchezze, 50, 100.000 euro, quando che c'è un peccato originale che in 10 anni, diciamo siamo buoni, in 10 anni ha portato via le casse comunali Vittorio almeno 5 milioni di euro. Fasan, mi fa capire questa vicenda di Italgas che cosa c'entra col bilancio in discussione. Lei non si preoccupi, chi ha orecchio intenda come che me lo faccia capire, se no le tolgo la parola. Allora, Fasan, mi togli la parola? A livello di regolamento mi faccia capire che cosa c'entra questo discorso di Italgas col bilancio. No, qui qualcuno ci rinfaccia la Mafil, ci rinfaccia qua. Anche io sono capace di rinfacciare, perché queste storie qui si ripetono da 20 anni. Non ho mai detto, guarda, però è ora di finirla. Sì, probabilmente è stato che un buon investimento la Mafil. Io ho alzato la mano e sono ancora convinto di quello che ho fatto. Non sono invece convinto di passare con Italgas invece di stare con Asco Piave. E se volete, già che mi avete inderegato, posso dire così, vi farò un escurso, una interrogazione di come è successo quella volta. La ringrazio. Consigliere Sant'Antonio. Allora, prima rispondo all'amico assessore Napol, visto che ha introdotto l'argomento della delibera della volta scorsa del Cesana. Allora, noi ci siamo astenuti, così la spiego per tutti, l'ho detta anche al giornale, perché la delibera era una cozzaglia di due cose incompatibili fra di loro. Noi non siamo contrari ai 200 posti, quindi avremmo dovuto votare a favore, però siamo contrari a Villa Papadopoli come sede per una struttura di quel tipo, a cui avremmo dovuto votare contro. Siccome votare a favore e votare contro non si può, l'unica scelta era astenersi, una volta spiegata per tutte. Ok, è solo questione di logica. La seconda cosa, entro nel merito del bilancio. Allora, io noto con estrema gioia che quanto avevo detto io la volta scorsa relativamente al problema della Sapno
e che il consigliere Carnelos in tandem con il consigliere Dus si stracciavano le vesti mentre io parlavo, cioè dei ricavi dei 700.000 euro, guarda caso, e dei costi relativi al servizio della Savno. Non solo, poi c'è anche un altro dato interessante: mentre io la volta scorsa deducevo che con un semplice calcolo veloce che il servizio che quello che era stato fatto era un servizio a scapito del comune, guarda caso questa volta l'hanno scritto nero su bianco. Hanno riportato gli stessi dati che io avevo letto la volta scorsa e da cui deducevo che l'operazione fatta era un'operazione che portava meno 500.000 euro nelle casse del comune. Allora, io ho i verbali. Allora, i dati sono questi. Noi abbiamo rinunciato a percepire 700.000 euro, 695.000 euro da Savno, che ci pagava per la spazzatura. Poi ho detto che sostanzialmente 4 operai costavano dei 160.000 euro. Insomma, il costo del servizio in modo veloce, no? Estorcendo il dato dell'ammortamento all'assessore Costa, che dopo la terza volta è uscito un 114.000 euro dei macchinari, che poi in delibera sono aumentati a 150, vabbè. Vuol dire che la volta scorsa noi dovevamo votare un indirizzo con un dato sbagliato, giusto per ritornare un po' a ricordare anche le esigenze del consigliere Carnelos, che dice no, in consiglio comunale bisogna venire con l'indirizzo, i conti li fa la giunta. Vabbè, però decidere sui conti sbagliati lo decide lei, io no, sinceramente. Detto questo, il comune, no, con questo tipo di operazione della Savno, e qua c'è scritto nero su bianco sulla delibera, la volta scorsa, come dico, sembrava che dicessi una cosa che non si poteva dire in consiglio comunale, e dirò anche perché si può dire, non c'è nulla di male. Con un ricavi di 500.000 euro e con dei costi di 200, il comune introitava 500.000 euro su cui poteva far conto per diminuire i costi ai cittadini delle tasse. Con questa operazione abbiamo rinunciato a 500.000 euro e l'avete scritto nero su bianco. Leggo quello che mi diceva, che mi apostrofava il consigliere Carnelos, preso dal verbale. Volevo riferirmi all'ultimo intervento del collega Sant'Antonio, che spero di aver capito male. Mi pare di aver capito che Savno era Babbo Natale. Il comune spendeva 200, Savno ce ne dava 600, no, ce ne dà 700, e lo avete scritto. È Babbo Natale Savno? Sì, è Babbo Natale. Ok? Allora, e su questo tipo di operazione non c'è nulla di male, perché nulla vieta ad un comune di fare dei ricavi. Non c'è nessun tipo di legge che lo vieta tra enti pubblici. Se fosse così, le cassettine dell'acqua che noi troviamo dovrebbero essere buttate a mare, perché evidentemente fa dei ricavi il comune. È vero che il comune, lo scopo primario non è quello di fare dei ricavi, ma se in qualche occasione possiamo beneficiare di contratti fatti in modo intelligente da chi è venuto prima, non mi pare che sia il caso di buttarli a mare, come avete fatto voi con il presidente della Savno e con il nostro assessore, per rispettare delle burocrazie che, guarda caso, andavano avanti da anni e nessuno aveva mai toccato. Quindi per rispettare delle burocrazie, o per... Evidentemente, sa cosa è successo, glielo dico io cosa è successo. Evidentemente il socio privato di Savno si è accorto, ovvero i due soci privati di Savno, quindi non Savno, si sono accorti che costava meno, no, portare dentro il servizio a loro, e quindi evidentemente sono andati a batter cassa dal presidente e dire che Vittorio Veneto forse prendeva troppo per quel tipo di servizio. Ok? Lei dice no, perché vorrebbe dire qualcos'altro, Sant'Antonio, ente pubblico è la Savno, ente pubblico è il comune, quindi deduco, siccome gli enti pubblici devono fare gli interessi della collettività, sì, gli enti pubblici in questo caso facevano gli interessi dei vittoriesi. 500.000 euro nelle tasche dei vittoriesi significa pagare meno tasse.
e guardi che comunque gli effetti si iniziano a vedere dalle aiuole. Non so se hai visto in questi giorni i giardini, sembra di un campo di patate, avete notato? Ecco, i 4 dipendenti in meno evidentemente adesso stanno agli ordini di Savno e non puliscono le aiuole. Cioè è veramente indecente la città in questo modo, e basta che usciate stasera, non è stato fatto nulla, e andate a vedere le aiuole di Vittorio Veneto come sono ridotte. Basta, ho finito. La parola al consigliere Darè. Sì, per rispondere all'assessore per il nostro voto di astensione, voglio ricordarle che quella delibera era in maniera molto specifica scritto 200 posti letto per il Cesana, e noi non siamo contro i posti letto sul territorio, però se poi ci aggiungete la vendita del Papadopoli, mettete dentro altre cose non specificate, è chiaro che non possiamo votarvi a favore. Allora la nostra è stata questa, la nostra astensione, che lei adesso ha ribadito come fosse dovevamo votare contro. Se ci permette magari pensiamo noi cosa fare in opposizione, possiamo anche votarle a favore qualche volta, ma qualche volta però. Grazie consigliere. Consigliere Posocco. Grazie. Allora, torno sulla faccenda di via Grazioli per spiegarla magari a chi non ha capito bene, perché ha quasi dell'incredibile. Allora, ci sono 2 tratti, uno semplice da realizzare, in cui è tutto a posto, basta farlo, e un tratto difficile da realizzare in cui bisogna fare tutto. Espropri, procedure. Quali dei 2 tratti andiamo a tagliare per Piazza Meschio? Quello facile, per forza. Così non facciamo né quello facile né quello difficile, ok? Quindi questo ci hanno detto. Ecco, quindi per Piazza Meschio sì, d'accordo, ma non siamo proprio abbottonati, va bene. Allora, riguardo il bilancio, un bilancio da un punto di vista, una previsione di bilancio da un punto di vista contabile perfetta, niente da dire, senza anima, un bilancio completamente senza anima. E vi spiego perché, visto che ridete, ma magari non vi accorgete cosa sta succedendo in città in questi giorni. Allora, in questi giorni, per dire, stanno arrivando carovane di turisti, ma tanti, ce ne sono a centinaia che attraversano il nostro territorio in bicicletta, a piedi. Calcolate che posti inimmaginabili sono sempre pieni, tipo il rifugio Col Visentin di tedeschi che vengono da Monaco a piedi per raggiungere Venezia, ciclisti che passano sul nostro territorio quotidianamente, e cosa trovano? Un territorio tenuto in modo, direi, perfetto, vero? Con le aiuole, con l'erba alta, con gli operai che gentilmente abbiamo accompagnato da altre parti, e un'immagine del territorio che stiamo dando che secondo me non valorizza la nostra splendida città, non solo secondo me, ma credo per la stragrande maggioranza dei cittadini. Da qui l'emendamento prima di Fasan, che non è, come l'ha definita lei, signor Sindaco, una mozione sui sentieri. Non ridicolizziamo un progetto. L'ha detto una volta in TV, alla tenda TV, tempo fa. Sì. No, a proposito del progetto. La valorizzazione del patrimonio ambientale è un progetto che noi tutti dobbiamo portare avanti in modo convinto. Noi abbiamo il territorio, il nostro punto di forza, il territorio legato anche al centenario della Grande Guerra, all'arte e alla cultura che questa città ha. Noi abbiamo una grossa ricchezza che è nelle associazioni che lavorano per la città. Con l'aiuto delle associazioni e con qualche contributo dato dal comune, veramente potremo tenere il nostro territorio in ordine, essere attrattivo per centinaia di turisti.
alcuni mi dicevano, guarda, il 16 settembre arrivano 600 persone da Monaco in bicicletta, a Vittorio non ci sono i posti letto dove metterli, siamo costretti a portarli a Conegliano e nei dintorni. Rendiamo il nostro territorio attrattivo, invogliamo il privato a investire, a ristrutturare, a creare posti letto, a creare ricettività, basta poco, però ci vuole la volontà per farlo. Ci vuole la volontà per farlo. Se il privato investe, ci sono più oneri per il comune, ci sono più soldini per il comune, ne guadagniamo tutti. Lo vogliamo fare oppure no? Vogliamo investire su quello che abbiamo o guardiamo i 50.000 euro di qua, cioè senza un progetto, senza un vero progetto, perché qui non c'è un vero progetto, non c'è una visione della città, non c'è nulla. E quando abbiamo le professionalità che sanno come fare, cosa facciamo? Le lasciamo accomodare, lasciamo andare altrove, lasciamo andare in Savno. Potrei neanche parlare di Savno prima di sciacquarmi la bocca, mi ha detto il Presidente, però stasera l'ho fatto, vabbè. Detto qua, torno comunque al bilancio, vedo con piacere, con molto piacere, che ci sono 100.000 euro per la commemorazione di Brandolino Brandolini. Tramite, mi sembra, abbiamo partecipato a un concorso e sono arrivati questi. È un bando, mi scusi. C'è scritto, sono andato a vedermi e mi fa piacere, sono una montagna di soldi, sono contento e spero ci sia già il progetto perché il centenario è dopodomani. Spero che ci siano progetti non solo legati al bando, ma una serie di manifestazioni che coinvolgeranno la città. Spero che il centenario non siano solo parate militari, spero che sia arte, cultura, mostre, voglia stare insieme, voglia che i cittadini di Vittorio Veneto partecipino a questo evento che è unico, perché il centenario è una volta solo, noi ci saremo solo una volta, non so, fra altri 100 anni chi sarà qui. Ecco, e se si festeggerà ancora. Mi piacerebbe coinvolgere, che l'amministrazione coinvolga anche quelli che erano nostri nemici una volta sul campo di battaglia, sono morti anche loro, come sono morti gli italiani, adesso siamo amici, progetti che leghino le nostre terre con quelle che allora erano i nostri nemici. Adesso siamo qui, fortunatamente abbiamo fatto dei grossi sbagli, anche se abbiamo lottato per la nostra terra, e spero proprio nei prossimi giorni, mesi al massimo, di vedere proprio un progetto concreto, portato anche a noi consiglieri, portato alla cittadinanza, perché dobbiamo prepararci. Non possiamo pretendere che siano sempre gli alpini bravissimi che fanno tutto, loro sono abituati, loro gestiscono in modo eccellente qualsiasi manifestazione, però di manifestazioni legate agli alpini ce n'è una, vera, grossa, poi altre correlate, però dobbiamo darci da fare. Noi come opposizione siamo qui pronti a contribuire, a dare una mano, perché questo è un evento unico che ci coinvolge tutti e spero di vedervi veramente attivi in questo, perché mi sembrate un po' lentini, scusate se mi permetto, e quindi vorrei vedere già tutto concreto, vorremmo vedere, siamo qui appunto per darvi una mano. Grazie. No, volevo chiedere su Brandolino Brandolini D'Adda, no? Che viene commemorato a Vittorio Veneto in quanto l'unico parlamentare morto in battaglia che non nasce a Vittorio Veneto ma nasce a Cordignano, ma di fatto ci sono di Valmarino, fate qualcosa in collaborazione, visto che diciamo i Brandolini sono storicamente sono là. Cioè, no, è solo un'informazione. È una parentesi, risponde l'assessore Denardi. Dopo? No, come volete. Allora dopo, consigliere De Re, dopo, alla fine del primo giro. Consigliere Carnelos, a lei la parola. Io credo che all'Algido Sant'Antonio vada data una risposta dicendo, peraltro mi viene un verbo che dovrebbe coniugare bene, è il verbo ignorare. Nel senso che i numeri che ha dato sembrava di essere a Canoghera,
Nel senso che, no, caro Sant'Antonio, lei dimentica, certo, ma lei dimentica una cosa che è stata detta l'altra volta e che ha detto il Presidente. Il Babbo Natale Savio non lo poteva più fare per una ragione semplice, perché i revisori di quell'ente avevano detto tassativamente che il bilancio loro fatto in quel modo non sarebbe passato, proprio perché quella regalia era illegittima. Lei ha detto bene, allora, e le è stato spiegato, ma è chiaro, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Gliel'hanno spiegato che è la legge che imponeva all'autorità di bacino, che è Sabno, le autorità di bacino hanno quella funzione. Ed è vero anche quello che ha detto lei, probabilmente, sapendo lei di diritto commerciale e di diritto societario, evidentemente in quella società, che è a maggioranza pubblica, probabilmente qualcuno ha detto: Tipini, guardate che state creando un danno alla società, dando la regalia al comune di Vittorio Veneto. E mi stupisce che lei artatamente ometta di ricordare queste cose. È vero, è indubbio che al tempo d'oggi le balle hanno molto più successo rispetto alla verità. Viviamo in un tempo in cui ci sono gli applausi alle fake news, mentre invece per ciò che è reale è ordinario, non fa notizia. Bene, è vero, ha imparato bene come va il mondo e sotto questo profilo direi che la lezione di recitazione è stata imparata molto bene. La verità però è un'altra, che le leggi si rispettano, le autorità di bacino ci sono perché la legge le ha previste, per fortuna sono a maggioranza pubblica, e quindi le scorciatoie sono inammissibili, creeranno applausi, ma le ricordo che la fama è comunque aleatoria, e si ricordi che le folle plaudenti non sempre hanno ragione. E qui mi dice che sono cardinalizio o monsignorile Maset, ma vi vorrei ricordare che a maggioranza e a furor di popolo 2000 anni fa la folla, la maggioranza, la gente, il popolo democraticamente si espresse e certo, e sotto questo profilo, se oggi il ruolo di moda è quello di Barabba, beh, auguri Barabba. Grazie consigliere. La parola al consigliere Botteon. Chiedo scusa se ritorno a Vittorio da Barabba. Allora, io volevo innanzitutto un minuto solo, esco dal punto, ma su invito dell'assessore Napoli, siccome si parlava dei posti letto del Cesana, approfitto per segnalare il fatto che alcuni cittadini mi hanno fatto una proposta e volevo così condividerla con il Consiglio Comunale. E mi hanno detto: ma visto che avete parlato di estensione, visto che si è parlato anche di Cittadella della Salute, non sarebbe ideale come luogo la Tandura, che si trova nella stessa rotonda che andiamo a fare
nei pressi dell'ospedale, che vi sono già gli stabili, vi è lo spazio verde. La Tandura, magari mettendoci anche le farmacie, non sarebbe il luogo ideale per l'estensione di questi posti letti? Io ci ho riflettuto e mi sento di condividere questa riflessione, ma chi di dovere spero possa cogliere questa idea, questo invito. E poi il Comune ci guadagnerebbe anche qualcosa in quel caso, perché una parte della vendita arriverebbe al Comune di Vittorio Veneto. Rientro sul bilancio di previsione 2017-2019. Allora, quando si affronta questo argomento mi piace sempre sottolineare l'effetto derivati, che si vede benissimo in questo documento. Quindi effetto derivati, vediamo che gli interessi passivi passano da 670.000 assestati del 2016 a 760 del 2017, 966 del 2018, 1.200.000 2019, ed è chiaro che questo aumento si compensa con ovviamente minor spese per altri servizi. Lo si vede, strumenti finanziari derivati, il principale derivato Intesa San Paolo 2017 648.000 euro, 2018 849.000, 2019 1.110.000, e quindi iniziano a decollare le uscite per il derivato. L'altro piccolo derivato invece mi piace sottolinearlo, perché mi ricordo che fino a 5-6 anni fa sui quotidiani locali venivano esaltati i proventi del piccolo derivato. Abbiamo guadagnato 15.000 euro, quindi adesso penso siano 6 anni consecutivi che siamo in perdita costante su questo secondo derivato. Non se ne parla più, però il Comune di Vittorio Veneto su questo derivato, quello dove c'è una piccola scommessa, ci perde sempre per l'oscillazione dei tassi di interesse. Una cosa, sì, non ne abbiamo parlato prima come piano opere pubbliche, però penso che politicamente sia abbastanza rilevante, e comunque è inerente anche al bilancio, il fatto che dal piano opere pubbliche triennale esce la polisteca. Siccome ne abbiamo parlato tanto in Consiglio Comunale, mi sembra anche spendere qualche parola sul fatto che esce quindi da quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione, sia un argomento che merita qualche riflessione. Io sinceramente sono dispiaciuto del fatto dell'uscita della polisteca, anche se non mi piaceva molto l'allocazione, perché le polisteche, penso sicuramente ai paesi nord europei, ma penso anche a Montebelluna, alla biblioteca di Montebelluna, hanno bisogno, per essere proprio un luogo di aggregazione, di spazi anche che la Cosmos secondo me non ha proprio intorno, anche dal punto di vista del verde. Però secondo me l'idea di migliorare, di evolvere dal vecchio concetto che abbiamo di biblioteca, è un'idea che sicuramente il Comune deve riprendere, e quindi un po' mi dispiace questa uscita, anche se ovviamente qualcosa deve uscire, quindi il fatto che esca la polisteca in quel luogo è una cosa che non mi dispiace. Infine era un'altra cosa che volevo segnalare, ovvero no, se volevo fare una richiesta, ne abbiamo già parlato, quindi chiedo scusa quindi all'assessore Costa, siccome sa bene che il mutuo relativo alla pista di atletica è qualcosa che faccio fatica a digerire, proprio per l'entità del mutuo, che è un debito, ed è un debito importante. Volevo chiederle se è possibile riepilogare gli step per quest'opera, quindi per l'ammodernamento del polo sportivo, quindi in particolare per la pista atletica. Ovvero, noi abbiamo messo 750.000 euro a bilancio, ma vi sarà non mi ricordo se vi sarà un bando di gara, e quindi se è possibile che questa cifra possa essere ribassata, e quindi volevo un po' che mi spiegasse quale sarà l'iter per la realizzazione della pista atletica. Grazie. Grazie. Consigliere De Valier. Sì, buonasera a tutti. Volevo fare solo un piccolo riepilogo. Questa sera noi andiamo a provare l'assestamento. Ciò vuol dire che il bilancio di previsione lo abbiamo già approvato nel lontano marzo. Quindi questa sera abbiamo due grosse variazioni da introdurre. Una, come purtroppo tutti hanno ben visto sulla loro pelle e sulla loro casa,
La grandinata che è successa a giugno ci obbliga a stanziare un prima parte di soldi per finanziare le opere urgenti. Opere urgenti stimate in 330.000 euro che andranno a coprire tutti quei costi, soprattutto nelle scuole e negli edifici pubblici, che necessitano da qui all'apertura, diciamo a settembre, per esempio per le scuole. Per esempio parliamo di lucernai rotti, quindi di possibilità di pioggia che cade all'interno della scuola. L'assicurazione coprirà, ma lo coprirà in futuro, e si è stimato che il costo complessivo, questo dato non era emerso fino ad ora, sarà ben oltre 1 milione, si parla addirittura 1,5 milioni di danni, quindi cifre importanti. E questo è il primo intervento. Il secondo intervento riguarda Piazza Meschio. Dopo tanti anni di dilazioni e di tentativi da parte di molti, privati e altro, di spostare quest'opera, di non farla, siamo qui questa sera ad approvarla, nel senso di farla nostra con soldi del Comune, perché si è visto che appunto purtroppo anche qui non si è potuto fare altrimenti, quindi le transazioni non sono andate a buon fine, pur se indicate dal giudice o dal perito tecnico di parte del giudice. Questa sera volevo in particolare scusarmi però con coloro che non avranno le opere pubbliche nel 2017, quindi Piazza Ceneda e soprattutto la pista ciclabile Via Grazioli. In questo caso intervengo a sostegno della parte scelta di Via Grazioli. Si è scelta la parte meno sicura, diciamo, perché le piste si fanno per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti. Mi indicano che il morto è avvenuto nella parte che va verso Ceneda, non nell'altra parte. Quindi se si deve fare un'opera la si fa dove necessita la sicurezza del pedone. Questa è l'iniziativa che voglio indicare. Poi volevo solo indicare un altro piccolo progetto, cioè che queste opere non vengono non fatte, ma vengono solo spostate perché appunto purtroppo nella vita e nella finanza nulla si crea, nulla si distrugge. Abbiamo dovuto scegliere, non avendo più finanza creativa a nostra disposizione come nei tempi che furono, abbiamo dovuto scegliere di spostare delle risorse. Io personalmente, come avete visto anche nel caso nel consiglio precedente, ero a favore di opere e di introduzione anche di entrate. Purtroppo, mancando le entrate, bisogna fare con quello che si ha. Grazie a tutti coloro che aspetteranno 1 anno o 2 in più per l'opera in questione. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Sì. Io sono particolarmente soddisfatto di questa presentazione di bilancio e lo sono perché è stato fatto uno sforzo immane per reperire risorse quando le risorse sono state già scippate dalle amministrazioni precedenti con scelte scellerate. Torno un attimo sulla questione pista d'atletica Polisteca. Sono anch'io dispiaciuto del fatto che la Polisteca sia stata stralciata. Era un'opera molto sentita dal gruppo del Partito Democratico, soprattutto dal gruppo Giovani, però trovo un collegamento straordinario con la pista d'atletica. Perché dico questo? Entrambe queste opere che trovano finanziamento finalmente hanno un plurimo obiettivo, cioè non solo quello di di asfaltare e rendere agibile finalmente una pista d'atletica, ma di consentire a dei giovani di fare lo sport. E fare lo sport può essere considerato una questione banale e secondaria, però è uno dei pochissimi strumenti ad oggi che consente di allontanare i giovani da dei soliti pericoli, ahimè, che sempre con maggiore frequenza trovano nelle nostre città, quelli legati ad esempio all'abuso di droghe o piuttosto che ad alcolismo o altri fenomeni di vandalismo. Pertanto è vero, esce la Polisteca che rappresentava uno spazio polifunzionale e che aveva non solo la valenza di deposito e consultazione di libri, ma aveva un senso di aggregazione.
Si trovano però i fondi per una pista d'atletica che, ripeto, non ha solo lo scopo di consentire a degli atleti di potersi allenare su un manto decoroso, ma ha anche l'obiettivo, se vogliamo ambizioso, di aggregare più giovani possibili al mondo dello sport. Grazie. Grazie consigliere. Dunque è finito il primo giro di consultazioni. E lei ha già fatto il primo intervento. No, adesso faccio rispondere e poi vedo che vi siete già prenotati. Quindi per le risposte la parola intanto all'assessore Denardi che risponde al consigliere D'Arè. Parto prima? Vai. Per la questione del bando Brandolino-Brandolini era talmente poco noto che il bando gemello, nel senso che era aggregato su De Santis, ha partecipato anche, oltre agli altri 6 o 7, adesso sto andando a memoria, all'Università di Roma, per cui era pubblicato regolarmente sul sito del Ministero. Comunque nel progetto, come avevamo detto, ci sono tutta una serie di attività, tra le quali delle mostre, una anche a Palazzo Todesco, una serie di convegni. I concerti sono stati ipotizzati sia a Vittorio Veneto sia a Cison, perché la famiglia Brandolini ovviamente ha il cuore a Cison. Come era già stato detto, un convegno in collaborazione con la Camera dei Deputati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Uno o due convegni, adesso sto andando a memoria, verranno fatti anche a Pordenone. Vi saranno degli studi storici e delle pubblicazioni, dei lavori, delle attività con le scuole. E quello che mi piace ricordare è che in questo bando 13.000 euro sono stati dedicati alla retribuzione di tirocini formativi per laureati, perché sappiamo benissimo quanto i laureati in materie come quelle storiche e la conservazione dei beni culturali abbiano difficoltà a trovare uno sbocco nel mondo del lavoro, e sulla scia di quello che è stato fatto con il progetto del servizio civile nazionale, riteniamo che sia importante dare a persone che hanno dedicato così tanto tempo per formarsi in materie così particolari la possibilità di contribuire alla crescita culturale del Paese. Grazie Assessore Denardi. Ci sono altre risposte? Napoli? Sì, dai. Assessore Napoli. Beh, insomma, è un assestamento, non stiamo discutendo del bilancio come ricordava prima il consigliere De Valier, e quindi insomma gli argomenti sono anche molto chiari sul deliberato, quindi io prendo atto delle considerazioni che sono state fatte. Il discorso su Savno è ripetitivo rispetto a quanto detto, poi noi non avevamo nessuna intenzione di dare via o di cedere questo servizio, tanto è vero che nel 2015 abbiamo investito 140 o 150 mila euro per comprare la nuova spazzatrice, quindi consigliere Sant'Antonio, sì, noi forse non siamo degli Einstein, però se io so che devo cedere un servizio non vado a spendere 150 mila euro per comprare una spazzatrice, giusto? Quindi vuol dire che questa scelta è stata fatta perché ci è stata imposta in forza di legge. Okay. Questo è il vero problema, tutto lì. Dopodiché possiamo dire quello che vogliamo, cioè possiamo anche questo argomento introdurlo nel filone della fideiussione, che basta chiedere e arrivano con la borsa dei soldi, quando sappiamo tutti che non è così, lo sappiamo da almeno 6-7 anni che non è così, lo sapete anche voi che non è così. Ecco, quindi torniamo un attimo coi piedi per terra e affrontiamo le cose per quelle che sono, cercando di sfrondare dalla necessità di dover, come dire, mettere la panna montata sulle cose anche quando non c'è bisogno. Quindi l'altro tema è quello sollevato dal consigliere Posocco, via Grazioli. È veramente curiosa questa cosa, perché ci fa capire come il bicchiere può essere valutato e valorizzato il mezzo pieno o il mezzo vuoto. Allora, via Grazioli, Cozzuolo,
no? Dalla rotonda al Parco San Valentino, dalla rotonda alla zona dell'edicola. Potevano scegliere o uno o l'altro, abbiamo scelto di mantenere quello più a rischio. Non perché è più difficile da fare, ma perché è più rischioso, è più pericoloso. Abbiamo detto diamo assoluta priorità a questo. Allora io sono sicuro che se noi avessimo scelto di fare l'altra e di eliminare questa, il nostro bravo consigliere ci avrebbe detto ecco, avete scelto di fare quella più semplice e avete abbandonata quella dove c'è più rischio per i pedoni. Quindi il bicchiere non è mai pieno, c'è sempre una parte di vuoto, però stiamo cercando come tutti di fare del nostro meglio con le risorse che abbiamo a disposizione e con i problemi che via via si manifestano tutti i giorni, grandinata compresa. Ecco, grazie. Grazie Assessore. Allora, secondo intervento, consigliere Fasan. Chiedo scusa. Assessore Costa, chiedo scusa. Sì, grazie. Sì, volevo dare due risposte abbastanza semplici. Una al consigliere Sant'Antonio, quando parlava delle cassette dell'acqua, ha fatto riferimento più volte al discorso dei ricavi e dice io sono d'accordo, non vedo perché non è vietato dalla legge che la pubblica amministrazione faccia dei ricavi. Sono pienamente d'accordo con lei, però io vorrei completare il discorso. Una cosa sono i ricavi, poi dopo bisogna detrarre, verificare quali sono le spese sostenute. E sulle cassette dell'acqua è meglio porla come è un servizio che facciamo alle persone. Ecco, lasciamo perdere un po' se è inattivo o meno, ma poniamola come servizio e con questa ottica io la vedo, ma penso che anche lei condivida questo. Per quanto riguarda poi, sempre su Savno invece, le ha risposto il consigliere Carnelos. Lei ha usato 2 o 3 volte il termine burocrazie. Burocrazia è un termine che mi piace molto relativamente, soprattutto quando, come in questo caso, vi è una espressa disposizione legislativa che io avevo citato. Adesso qui non ho tutte le carte, non ho le carte, quindi rinvio a quella discussione. Tanto che, ricordo, Savno ci ha scritto ben 2 volte stabilendo un termine perentorio e poi trattando un po' l'abbiamo anche spostato di 6 mesi, ma altrimenti la norma prevede in maniera chiara che in caso di esternalizzazione di servizi dall'ente locale ad aziende costituite apposta per fare quei servizi, il personale, attrezzature e quant'altro va trasferito. Capisco anch'io che a volte ci sono norme che sono applicate all'80%, al 40%, al 30%, però quando qualcuno ti mette con le spalle al muro e alla fine ti dice vuoi fare lo spazzamento, continua pure a farlo, sappi che io di tue fatture non ne voglio più vedere. A questo punto l'azione che è stata fatta era ed è stata un atto dovuto. Così come vorrei invitarla a distinguere, a scindere tra Savno e i giardini pubblici. Savno aveva un personale dedicato, i giardini pubblici hanno una squadra di giardinieri. Molto probabilmente, e però condivido l'osservazione che lei ha fatto sui giardini, la condivido nel senso che parecchio personale che era adibito ad altri compiti a seguito della grandinata del 25 giugno è stato, diciamo tra virgolette, distratto ad altri compiti più immediati. Al consigliere Posocco volevo solo dare un'informazione che qua in questo periodo tra fine luglio e i primi di agosto ci sono i sentieri di Monte Altare che sono in manutenzione da parte del gruppo di scout, come anche informo che dal 18 al 31 agosto, grazie alla collaborazione che ci presta Lega Ambiente, con il quale vogliamo continuare e abbiamo un ottimo rapporto e vogliamo continuare a lavorare, dal 18 al 31 agosto ci sono 15 persone, 15 volontari di Lega Ambiente provenienti dalle varie nazioni d'Europa che si occuperanno dei sentieri. Certo, non sarà sufficiente per risolvere il problema, però ciò significa che un attimo di attenzione questa amministrazione intende dare al problema che lei ha sollevato.
Per quanto riguarda la pista di atletica è stato dato un incarico per eseguire uno studio di fattibilità. A questo studio di fattibilità è seguito la presentazione quindi di un quadro economico di spesa che in pratica prevede il rifacimento della pista e delle pedane dell'atletica, oneri per la sicurezza, e poi con le somme a disposizione 527.000 euro, somme a disposizione 222, un totale di 750.000 euro, perché questa è la nostra, è una pista che deve in pratica essere proprio tolta e rifatta. C'è tutta un'analisi, se vuole, in ufficio c'è tutta la descrizione e la documentazione che è a disposizione. Questo è il primo stralcio. Il secondo stralcio prevede la messa a norma spogliatoi e servizi esistenti, ampliamento spogliatoi e vulnerabilità sismica per un totale complessivo di 858.000 euro, con le somme a disposizione poi, spese tecniche, progettazione e varie pratiche, per 1.270.000 euro. Questo è il secondo stralcio, ma questo per il momento lasciamolo perdere, affrontiamo il primo problema. A seguito questo studio di fattibilità sta per essere avviata la gara per individuare, per attribuire l'incarico al professionista, e poi seguirà l'individuazione, la gara pubblica per individuazione della ditta che farà i lavori. Ovviamente, e noi ce lo auguriamo, ci sarà ovviamente un ribasso, ecco, però questi oggi allo stato attuale sono i numeri, ecco. Speriamo in un sensibile ribasso, però io credo, ecco, la valutazione che volevo fare è questa, cioè noi abbiamo un polo sportivo dato da palazzetto, piscina e pista di atletica. Il palazzetto dello sport con la piscina stiamo trattando con un'autorità di controllo, perché come anche col palazzetto non è che tutte le norme, siamo un po' borderline nel senso di rispetto delle norme del CONI, che prevedono per esempio per la piscina, come anche per il palazzetto, prevedono uno spogliatoio se l'arbitro è maschio e uno spogliatoio e una doccia se l'arbitro è femmina, cioè tutta quella serie di attenzioni e di requisiti che sono insorti negli ultimi anni. Queste sono strutture che hanno 50 anni, cioè che ci sono state, tra virgolette, regalate dal governo nel 50° anniversario della conclusione della prima guerra mondiale. Ora ci avviciniamo al centenario. Purtroppo in materia di finanziamento per questi impianti non vediamo cose particolarmente rilevanti, se non dei contributi limitati a qualche decina di migliaia di euro da parte della Regione, di cui non è ancora uscito il bando. Però sappiamo che è già aperto il bando di finanziamento da parte dell'Istituto Credito Sportivo, per cui sarà un mutuo a tasso agevolato, per cui confidiamo di appunto poter entrarci e a tasso zero una parte, quindi speriamo di arrivarci, ecco. Le speranze, anche perché io penso che abbiamo qualche migliaio di atleti che chiedono insistentemente di poter correre in una pista che possa essere utilizzata anche per competizioni regionali o anche nazionali, perché è dotata con i suoi 8 corsie, e quindi è chiaro che l'investimento deve essere completo, cioè una casa la posso fare a piani e magari il tetto lo faccio dopo, ma una pista di atletica, una volta cominciata, la devi finire completa. Non è che si possa fare i 200 metri e basta, mezza pista, oppure corsie pari o corsie dispari. Cioè la cosa deve essere, ecco, speriamo almeno che nel 2018 questo trovi realizzazione e quindi soddisfazione per gli atleti del Vittoriese. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Fasan, a lei la parola. Grazie Presidente.
A Devalier, a Napoli, a Trucchetto dico... Si sente? Sì, grazie. Sì. Sono 2 anni che i sottoservizi di via Grazioli sono parcheggiati nel parcheggio fuori. 2 anni che sono lì, 1 anno e mezzo, dai, perché ascolta, se non sono 2, sono 1 3/4 che i sottoservizi sono parcheggiati lì. Pertanto basta poco, solo la volontà per poter fare via Grazioli dalla rotonda al Parco San Valentino. Anzi, mi meraviglio perché non l'abbiate ancora fatti. Ricordo che quel lavoro dovevamo farlo noi e poi si sa come sono andate le cose. So io e me ne ricordo. Ma no, non è fatto. A Graziano e a Paolo Sant'Antonio voglio fare da mediatore. Dico che i 690.000 euro di Savno sono frutto di un accordo fatto, mi sembra, nel 2002, posso sbagliare, a cui vanno aggiunti il 3% di aumento ogni anno. Siamo stati noi che in base a quell'accordo abbiamo liberato risorse perché abbiamo gestito in maniera ottimale lo spazzamento cittadino, adoperando anche loro malgrado i socialmente utili. Pertanto se sono stati fatti dei risparmi, sono stati fatti per la bravura dell'assessore che aveva quella volta la gestione. Così come che è successo per la gestione del calore, quando noi siamo entrati, noi l'ultima amministrazione da Re, si pagava a Siram 900.000 euro per la gestione del calore. Ha preso in mano la situazione dell'assessore di riferimento e i costi si sono abbattuti a 600.000, ma non perché era meno caldo, perché siamo stati bravi, posso dirlo. Vedremo voi cosa farete adesso con il BIM. La vostra abilità maggiore è quella di non rispondere alle domande e ancora non so se il progetto di Piazza Fiume che questa sera abbiamo votato è 2008-2014. Andrò a rivedere la registrazione se ho avuto un momento di sbandamento oppure non mi avete risposto. Se non mi avete risposto chiaramente ci sarà qualcuno che vi renderà conto di questo. Chiedo scusa. Vi ho definito delle anguille istituzionali. Ogni volta che faccio una domanda non rispondete mai. Prima o poi pagherete il fio di questa cosa qui. Era molto più semplice dirmi se era 2008 o 2014. Se era 2008 ero ben contento di alzare la mano. Nel 2014 no, perché quel progetto non è stato approvato dai beni ambientali. Grazie. Consigliere Sant'Antonio, a lei la parola. Allora, c'è stata una parola magica che mi ha dato il consigliere Carnelos per fare questo intervento. La parola magica è fake news. Io sinceramente sono stufo degli interventi moralisti del consigliere Carnelos, degli interventi che ci danno degli affabulatori di folla, no, caro Carnelos? Io non racconto notizie infondate e le racconto bene solo per avere la benevolenza del pubblico. Queste notizie, questi numeri sono scritti in delibera e sono scritti nero su bianco. Le fake news, casomai, è qualcun altro che le racconta. Le invito comunque in generale ad essere coerente con quanto pontifica in Consiglio Comunale. Mi permetto di leggere, dopo averne avuto il consenso di farlo, le mail che un cittadino ha scritto al consigliere Carnelos il 14 luglio scorso, riguardante il tema dell'asilo. Buongiorno, signor Carnelos. Come cittadino di Vittorio Veneto esprimo la mia volontà affinché l'asilo nido resti di proprietà e gestione esclusiva comunale. I bambini non devono essere messi a bilancio. L'asilo nido, fiore all'occhiello per il comune da 50 anni, deve restare com'è e dov'è. Considerando quanto sopra descritto, le chiedo la cortesia di conoscere la sua opinione in merito al problema. Distinti saluti, eccetera, eccetera. Consigliere, a questa email il consigliere Carnelos così rispondeva lo stesso giorno. Consigliere Sant'Antonio. Sono della stessa opinione e mai l'amministrazione ha avuto l'intenzione di cedere.
Consigliere Sant'Antonio, no, le ho tolto la parola perché le sto chiedendo, l'ho interrotta. Le sto chiedendo che cosa c'entra questo col bilancio. Vabbè, ma... Allora, la invito... Allora, la invito a concludere l'intervento sul bilancio, altrimenti le ritolgo la parola. Sono della stessa opinione, mai l'amministrazione ha avuto l'intenzione di cedere l'asilo nido. Mi sa che per creare scompiglio e polemiche ogni pretesto è buono, ma il tempo è galantuomo e farà emergere i seminatori di fake news. Cordialità, Graziano Carnelos. Allora, dalla risposta del collega Carnelos prendiamo quindi atto con sorpresa che l'ipotesi di cessione dell'asilo nido del comune al Cesana altro non sarebbe stata che una cosiddetta fake news, vale a dire una notizia falsa, come si usa dire da chi pratica la rete. Quindi come se il protocollo d'intesa comune Cesana fosse frutto di un abile provocatore che riesce a spacciare per vere notizie false al Gazzettino, Tribuna, Oggi Treviso e Quindicinale, e finendo per tenere tutti noi qui con decine e decine di cittadini a parlare come gonzi raggirati fino a notte inoltrata la sera del lunedì 29 maggio scorso. Consigliere Dassier, mi dica, e lo dica anche al Consiglio Comunale, a lei risulta che l'ipotesi di cessione dell'asilo fosse una fake news? E altrettanto risulta a lei? Allora, consigliere Sant'Antonio, le ho tolto definitivamente la parola. Queste polemiche sono veramente sterili. Le ho tolto la parola. Consigliere Posocco, a lei la parola. Ho sopportato anche troppo, devo dire la verità. La prossima volta saprò bene come comportarmi. Consigliere Posocco, prego. Allora, queste questioni le chiarisce in altra sede e non in un consiglio comunale in cui si sta parlando del bilancio. Questa è la mia opinione. Consigliere Posocco, è lei il suo turno, a lei la parola. Ok. Allora, no, non è qua. Via Grazioli. No, perché qua adesso... Scegliete voi gli argomenti, perché sennò... Sì. Cosa parliamo? Andiamo alla festa di unità dopo a mangiare qualcosa? Non so. So. Allora, via Grazioli ho scoperto stasera, perché sembra quasi che i miei interventi qua dall'assessore che vive è il secondo. State più attenti. Sembra quasi che io sia contro per principio dall'intervento che ha fatto l'assessore, ma non è così. Poi prima mi sembra di aver fatto anche un intervento più che costruttivo. Ma no, sta zanzara qua a fianco stasera, guarda, ha un tappo cortesemente che ammetto. Allora, via Grazioli sono due tratti, un tratto verso il Parco San Valentino dove si recano i bambini, non c'ha nessun passaggio pedonale, nessuno, e non c'ha la careggiata, nessun spazio nella careggiata, cioè c'hai due scarpate destra e sinistra, quindi questo non è pericoloso, cioè è molto più frequentata, le automobili corrono di più, tutte le auto vanno in zona industriale, passano di là da Tarzo, da Corbanese, arrivano. Di qua hai 40 metri in cui non è protetta effettivamente, 40 da una parte, 200 dall'altra. In questi 40 metri c'è stato il morto, è vero, ma non venitemi a dire che avete scelto quella meno sicura, perché non è così, basta andare là e vedere. Da una parte ci sono due passaggi pedonali, da una parte non c'è neanche una, cioè qua va ben tutto, ma non raccontatele così grosse, cortesemente. Da una parte passano centinaia di veicoli, dall'altra meno, perché qualcuno fa la famosa bratella infame dell'assessore Costa, quindi il traffico è notevolmente diminuito.
e dove c'è la gelateria, dove ci sono le attività commerciali, il distributore, c'è dello spazio, c'è anche un marciapiede dall'altra parte della carreggiata, che di là non c'è. Poi da una parte viene utilizzato solo dai bambini per andare al parco a giocare, dall'altra invece è più una zona più commerciale, quindi non è che sia qui a dire se facevate l'altra mi arrabbiavo, no. Una era pronta da fare e questa invece non è pronta e verranno fatte tutte e due nel 2019 se va bene, questo è il concetto. Quindi, poi andate a Sagra a settembre a Cozzuolo e chiedetelo a chi abita là, a chi frequenta il parco, dite io sono quello che ho votato perché venga fatto l'altro, quindi sapete cosa, vedete cosa vi dicono, ma sono tutti contenti. Allora, vorrei fare una proposta in vista del centenario, se mi è concesso, magari nel prossimo bilancio, se viene inserito il contributo per la sistemazione della fontana degli Arditi a Salsa, come richiesto da, penso, migliaia di cittadini, ma a parte quello è secondo me un simbolo della città, la fontana ha una storia, quindi invito l'amministrazione a provvedere alla sistemazione di questo importante simbolo del primo conflitto mondiale. Grazie. Consigliere De Valier, prego. Sì, volevo fare solo una piccola precisazione sulla buona gestione degli impianti di riscaldamento. Da San Giacomese ho portato mio figlio alla Nuova Sauro, ho detto una scuola nuova, ben venga, sono a favore delle scuole nuove, anche se magari strutturando l'altra non si lasciava un edificio vuoto, però vabbè, si può utilizzare una buona scuola. Nei 5 anni in cui il mio figlio è rimasto lì, in tutte le estati, non parliamo degli inverni perché faceva un caldo atroce, l'estate non funzionava assolutamente quello che viene chiamato raffrescamento. C'è stata spesa una cifra poderosa per inserire una pompa di calore e i manutentori o non c'erano o andavano con la chiave inglese a manutentare la pompa di calore. Fatto sta che in 5 anni che ho visto personalmente parecchi bambini sono stati costretti sono andati al pronto soccorso per eccesso di calore e se questa è buona gestione, io direi era meglio mettere una candaia on off che il bidello accendeva e spegneva, si risparmiava molto di più e forse la salute dei nostri bambini insomma era maggiormente tutelata. Grazie. Sì. Appunto non l'avete fatto? Consigliere ha terminato, chiedo scusa. Consigliere Dus, prego. Sì, una breve questione che mi salta all'occhio scorrendo velocemente il bilancio è la presenza massiccia del governo nazionale con lo stanziamento grazie alla partecipazione del bando di 100.000 euro e la assenza totale della Regione Veneto. Allora la proposta che faccio ai consiglieri la proposta che faccio esatto. La proposta che faccio è quella di chiedere, in vista del centenario, anche alla minoranza di farsi parte attiva per aiutare il Comune di Vittorio Veneto e non la giunta del Partito Democratico e che lo faccia, che ci dia un contributo. Sì, dai, va bene. Stai tranquillo. No, il caldo ti batte. Consigliere, ti batte consigliere Antonio. Allora, poi avrà modo di... Prego, dicevo, scusate, continui il suo intervento. Chiedevo anche alla minoranza di farsi parte attiva per aiutare la città di Vittorio Veneto a reperire fondi attraverso la Regione del Veneto. Questo sto chiedendo, semplicemente questo, come è stato fatto grazie a un bando attraverso il governo nazionale. Tutto qua. Qui sono arrivate dei soldi freschi, non vedo quelli della Regione Veneto, arriveranno forse. Grazie. Consigliere, non fuori microfono, grazie. Consigliere Carnelos. Sì. Egregio Sant'Antonio, il fatto che fosse
una fake news gliel'ha confermato l'assessore di reparto, che le ha detto in maniera papale che il passaggio alla Sarno era un atto obbligato. È vero, lei non vuole crederci, ma è così. È vero anche che, a dire la verità, è singolare sta cosa, perché apprendo questa sera, qualche dubbio l'avevo, che delle mail che ricevevo fossero eterodirette. Stasera non la provo approvata, perché nel momento in cui rispondo a una mail, immediatamente è stata consegnata, ripeto, all'Algido Sant'Antonio. E peraltro mi fa piacere, se vuole, siccome in genere non rispondo sempre, ho risposto ad altri, casomai faccia la raccolta e così facciamo un bel album delle risposte del consigliere Carnelossi, il quale ha l'abitudine, e questo lo dico al consigliere Fasan, si ricordi, i nostri vecchi dicevano: chi si loda si sbroda, ognuno ha fatto quello che ha potuto. Non eravate nel Paese delle Meraviglie, e né lei è Alice nel Paese delle Meraviglie, spero. Ecco, quindi calma e sangue freddo. Non vedrà che da questo consigliere, per esempio, non sentirà mai lodi all'operato, perché ognuno fa quello che può. E caro Sant'Antonio, vede, e che fosse anche quella di quel cittadino, purtroppo, che era stato informato male, l'ha letta lei, la mail, la proprietà dell'asilo comunale. Quando mai si è parlato della proprietà dell'asilo comunale? Certo, capisco, ha fatto bene, sa, la conosco anch'io la propaganda, sa, vedi, ho i capelli bianchi, ho cominciato anche prima di lei, so pertanto come si fa. È chiaro che colpisce, sapete, gli vuol dar via, vendere l'asilo. Mai detto. E quindi vede che era una fake news. Ma è chiaro, capisco benissimo, sa, l'opposizione deve fare pur qualcosa. È la vostra funzione quella di seminare un po' di zizzania, altrimenti a che servite? Anche perché, vede, la prova approvata è quella, la risposta un po' irosa. Di solito il consigliere D'Arè ha anche delle intuizioni. Vede, il consigliere Dus ha detto semplicemente che insieme dovremmo collaborare per fare in modo che la Regione, credo, ne abbia la volontà. E vede, io non so sta legge 40, ovviamente, ma se per ipotesi, aspetti, se per ipotesi quel termine, un attimo, mi fa finire? Parlerà dopo. Se per ipotesi quella legge 40 di cui parla avesse il termine scaduto, allora direi una cosa: come mai, visto che ci sono sempre interrogazioni a IOSA, domande dell'autorità a IOSA, mozioni a IOSA, la minoranza presentava una mozione in cui si diceva premesso che la Regione, premesso che c'è il centenario, si chiede, si invita l'amministrazione a partecipare a tal bando. Non l'ho vista. Allora delle due l'una: o che a voi la città di Vittorio Veneto non interessa niente, interessa solo la vostra parte politica, perché se non fosse così avreste fatto la mozione, o l'altra cosa è che anche lei si è accorto in ritardo. In tutte e due le ipotesi, sia nell'una che nell'altra, è indubbio, quantomeno, vi è una corresponsabilità. No, vede, se, come io credo,
tutti qui, a prescindere dal colore che siamo rossi, celesti o rosa pallidi, la nostra funzione è quella di scienza e coscienza, cercare di contribuire al bene comune e al benessere di questa città, e allora ciascuno di noi mette la sua pagliuzza, il suo mattoncino, oppure c'è qualcuno che ci prova. Un minuto, consigliere, Ho finito. E dall'altra parte la funzione che mi è svolta con maestria è quella di sabotare. Grazie. Grazie. Consigliere. Sì, mi appello No. all'articolo 54 per fatto personale e quindi mi deve concedere i minuti di risposta. Mi appello per fatto personale. Prego. Bene. Allora, il consigliere Carnelos fa l'avvocato all'interno del consiglio comunale. Guardi che i cittadini non vanno nelle finestre se la proprietà dell'immobile resta del comune, mentre invece tutto il servizio va dall'altra parte. Lei non deve giocare con queste cose qua, capisce? I cittadini capiscono che l'asilo vada da una parte all'altra, come in realtà è. Non sappiamo neanche noi cosa c'era dentro quel protocollo d'intesa. Quindi è inutile che faccia le finestre da avvocato qua dentro, se neanche noi sappiamo il contenuto di quel protocollo. L'immobile può restare da una parte, tutti i servizi possono andare dall'altra, come l'immobile può seguire i servizi. Nessuno sa quello che c'è dentro in quel tipo di protocollo, quindi è inutile che giochi con le parole. Il cittadino le ha chiesto: è vero o non è vero che il servizio va da una parte all'altra? Allora, riprendo. Consigliere Dassier, mi dica, lo dica anche lei al Consiglio Comunale, a lei risulta... scusate un attimo, posso finire? Posso finire? Allora, mi dica allora, a lei risulta che l'ipotesi... Vabbè, a questo punto, allora, mi dica, l'ipotesi di cessione dell'asilo comunale risulta che sia stata una fake news? E altrettanto a lei, consigliera Fiorin. Prego, ce lo dica se era una fake news. Ce lo ditecelo a tutti quanti se era una fake news. Quindi siamo stati qua fino alle 2 di notte. A questo punto due sono le ipotesi: nel redigere la risposta al cittadino che ha appena letto, il consigliere Carnelos o si era appena traccannato un'intera bottiglia di whisky scozzese, o forse anche no, non posso. Sì, è questo. Sì. Allora, consigliere, sì, se mi lasci rispondere. Allora, consigliere Sant'Antonio, mi stia ad ascoltare. Il consigliere mi ha dato del raccontatore di fake news qua dentro. No, io... Scusate, allora... E io voglio rispondere... Allora, il consigliere che durante la discussione ritenga di essere stato censurato in ordine alla propria condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per fatto personale indicandone i motivi per 3 minuti. Quindi lei non deve fare un nuovo intervento, deve indicare i motivi per cui lei si sente offeso per fatto personale. Chiuso. Va bene, allora questo può essere l'intervento, no, ma lei non deve fare un nuovo intervento, mi scusi, Chiuso, considero chiuso la cosa. Quindi abbandona l'aula il consigliere Posocco, il consigliere Darè e il consigliere Maset. Allora, nuovo scrutatore, alzi la mano un volontario. Boteon, Darcy e Dus. Consigliere Darè non c'è. Consigliere Carnelos, lei ha chiesto la prenotazione. Ci sarebbe la mia presenza? No, lei ha già fatto il secondo. Ha già fatto il secondo intervento, però avrebbe, in teoria, avrebbe tempo di rispondere per non più di 3 minuti. Però c'è la Presidente, punto 2, articolo 54. 2 minuti solamente. Niente, credo che
i consiglieri e i vittoriesi abbiano visto e soprattutto sentito quali sono gli strumenti del consigliere Sant'Antonio. È indubbio che valuterò la questione, perché le bottiglie di whisky sarà lui che le beve, non certamente io. Grazie. E attendo le scuse anche di questo. Consigliere Botteon. Grazie Presidente, ogni tanto scendiamo di livello purtroppo. Allora, cerco di ritornare un attimo sul bilancio, volevo fare questo ragionamento relativo al debito, al mutuo della pista atletica. Io condivido in pieno le riflessioni che apportate dall'assessore Costa, però volevo invitarvi a questa riflessione. Allora, noi possiamo fare questo mutuo, possiamo accendere questo mutuo perché abbiamo una certa capacità indebitatoria, quindi possiamo assumere un mutuo perché abbiamo questa capacità, quindi in base ai nostri debiti abbiamo la possibilità, e questo mutuo viene quasi a esaurire questa capacità. Ma la domanda che faccio è: nel calcolo di questa capacità indebitatoria vi sono i derivati? Perché se non vi sono i derivati, io faccio questa riflessione. Allora, vi era un governo con un ministro delle finanze, Tremonti, che invitava la finanza creativa, ovvero invitava a eludere il patto di stabilità cercando alcune strade, tra cui i derivati. Ed era un'illusione legale. Adesso non si può più fare, giustamente, quindi non è più legale. Però se noi andiamo a sfruttare questo derivato, il fatto che questo derivato non è contato come un debito e quindi abbiamo la capacità indebitatoria più grande, per fare un mutuo noi andiamo a sfruttare un'illusione. È chiaro che è legale quello che facciamo, però il debito totale è maggiore di quello che potremmo. Ed è per questo che mi trovo al contrario. Come si può fare un'operazione che non potremmo farla? Se il derivato non ci fosse, se fosse un mutuo, sempre che se quello che sto dicendo è corretto, noi non potremmo accendere questo mutuo perché la capacità indebitatoria non ce lo consentirebbe. Poi magari i calcoli sono errati e quindi potremmo farlo. Ma se è così, è un'operazione che possiamo fare legalmente, ma dal punto di vista morale, dal punto di vista proprio del debito del medio del cittadino vittoriese, secondo me è poco corretta. Dichiarazione di voto? Finito il secondo giro di intervento, dichiarazioni di voto. Consigliere Fasan. Allora, sicuramente Paolo ha sbagliato nel rivolgersi in questa maniera, ma forse gli è sfuggita di mano una situazione, non voleva sicuramente offendere. Non le porgo le scuse per Paolo, che è capacissimo di farle, però non è stato sicuramente suo volere offendere nessuno. Però tu hai detto una cosa: chi si loda si sbroda. Anche mia mamma mi diceva così, aveva ragione. Però, guarda, per caso oggi ho tirato fuori un schema di programma triennale opere pubbliche 2008. 2008 erano 7.329.555 euro di opere, 13 opere, ti garantisco tutte fatte, lasciamo perdere il 9 e 10 che è anche, però voglio puntualizzare sul 2008, su 7.399.000 la spesa, i soldi che metteva il comune erano gli stessi che mettete voi quest'anno, sono 5 milioni di euro in più di finanziamenti che noi siamo stati bravi ad andare a cogliere. Ecco, la differenza è qua, posso dire che siamo stati bravi. Chi si loda si sbroda, però le carte dicono diverso. Sicuramente il voto, posso dire che sono rimasto solamente per questa precisazione, non parteciperò al voto e uscirò dall'aula e
Vi lascio nel dubbio che il mio voto sia stato favorevole o negativo. Grazie. Consigliere Sant'Antonio. Allora, a me dispiace che il consigliere Carnelò si sia offeso per la battuta che ho fatto, per cui se si è offeso mi dispiace e porgo le scuse, però certi tipi di atteggiamenti vengono anche tirati in ballo da determinate azioni moralistiche che molto spesso vengono fatte in consiglio comunale e bisognerebbe più guardare a se stessi. Ecco. Quindi mi dispiace per l'inconveniente, penso che... E comunque io non parteciperò al voto. Sì, l'obiettivo è quello di riportare... Ha terminato, giusto? Grazie. Assessore Napoli. Sì, volevo solo sul discorso del mutuo che faceva il consigliere Botteon. Allora, il calcolo della capacità di indebitamento viene fatta in base alle entrate, però poi siccome c'è la necessità di salvaguardare gli equilibri del bilancio e ci deve essere sempre un saldo positivo, alla fine si contano anche le uscite, comprese le spese correnti, e quindi entra anche la spesa per il rimborso del derivato. E quindi il derivato purtroppo ci pesa anche lì e quindi ci limita la capacità di indebitamento e quindi diciamo dal punto di vista etico-morale siamo assolti. Ecco. Piccolo accenno a quando diceva il consigliere Fasan, in quegli anni c'erano i finanziamenti che arrivavano dallo Stato centrale per i contratti di quartiere e quindi voglio dire sì, siamo stati bravi, la città ne ha beneficiato, ma insomma non è che c'era la gente con la lampadina in testa insomma in quegli anni e adesso invece no, ecco. C'erano dei soldi. Grazie. Presidente, Assessore. se posso. Prego, Sindaco. Perché, visto l'atteggiamento di questa sera, c'erano alcune domande, sarebbero state anche le risposte. Mi torna in mente quando avevo i calzoni corti che andavo a giocare a pallone, che c'era quello che portava il pallone, che o mi fate vincere o vado via. Lo stesso atteggiamento c'è la minoranza questa sera. Consigliere Dus, a lei sì, la parola. Dichiarazione di voto favorevole rispetto al bilancio di previsione, sperando che l'opera, e come ho parlato prima della pista d'atletica, serva ai giovani ad allenarsi e a scaricare magari delle tensioni che magari quelli un po' più adulti qua dentro non portano invece in quest'aula consiliare. Grazie. Grazie. Finito il dibattito e le dichiarazioni di voto, metto in votazione il bilancio di previsione 2017-2019, assestamento generale con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2016. Allora, in questo momento i presenti dovrebbero essere 10. Mi confermate? Favorevoli? Metto in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 10 su 10. 10 presenti. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi medesimo risultato. 10 favorevoli su 10 presenti. Punto numero 4, riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive. Assessore Napoli. Questo è una conseguenza di due sentenze che hanno visto soccombere il Comune. Una riguardava un'infrazione del codice della strada, l'altra un ricorso per mi pare dei tributi, un accertamento che era stato attivato. Anche qui ci sono sentenze che a volte in primo grado vanno in favore del Comune, in secondo grado ci vedono soccombenti. Quindi
l'importo di questa spesa è di 1.146,22 euro e quindi dobbiamo a termini di legge riconoscere questo debito, riportarlo all'interno del bilancio per poter saldare, diciamo così, questa pendenza. Grazie Assessore. Aperto il dibattito. C'è dibattito, quindi se ci sono dichiarazioni di voto, ma io a questo punto metterei in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno, riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze. Prego. Ah, ok. Scusi? No, la mia domanda era se si poteva votare contrario. No. Metto in votazione punto numero 4, riconoscimento debito fuori bilancio da sentenze esecutive. Favorevoli? Contrari? Nessuno astenuto. 10 favorevoli su 10 presenti. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio. Esercizio finanziario 2017. No. Non c'è, no, ho guardato apposta. C'è una sola votazione. Assessore Sì, Napoli. Beh, anche questo diciamo è un punto che si collega ai precedenti, nel senso che sono una serie di adempimenti che hanno l'obiettivo di tenere sotto controllo l'andamento della gestione finanziaria del bilancio. Quindi accanto alla verifica sempre del mantenimento degli equilibri c'è anche la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Quindi il documento che c'è agli atti è un documento di qualche centinaio di pagine che forse vale la pena di sfogliare, visto che insomma, riguarda i primi 6 mesi dell'anno, dove sono indicate tutte le attività, quasi tutte le attività che l'ente svolge, ed sono veramente tante, e magari sfogliandolo ci si rende anche conto così della complessità, talvolta anche della vera e propria difficoltà che si incontra quotidianamente nell'attività amministrativa. Quindi questa, diciamo, è la descrizione. Gli equilibri di bilancio, il bilancio è in equilibrio, quindi come è certificato da tutti, come dire, il collegio dei revisori e dai dirigenti dei vari servizi, e quindi siamo, diciamo, tranquilli da questo punto di vista. Grazie. Consigliere Botteon. Sì, grazie. Riporto un dubbio, una perplessità che era emersa in commissione e vorrei una risposta, forse potrebbe darmela anche il segretario, ovvero il dubbio era questo: siccome, come ha spiegato l'assessore Napol, nella ricognizione sullo Stato vi sono tutte le attività del comune, vi sono anche delle cose molto piccole all'interno, delle piccole attività, scuole. È possibile che non vi sia da nessuna parte il protocollo d'intesa con Cesana Maranotti? Cioè all'interno di tutti gli obiettivi strategici. È stato inserito adesso? Nell'ultima? Chiedo scusa, quindi nell'ultima settimana. Chiedo scusa, quindi questa non l'ho vista, quindi nell'ultima settimana è stato modificato e vi è il... Perfetto, quindi chiedo dove si trova, se mi è citato. Sì, nella versione precedente che avevamo analizzato in Commissione Bilancio, perché nell'ultima non ne abbiamo parlato, e invece nella Commissione precedente non c'era da nessuna parte, quindi è stato inserito. È stato inserito, quindi effettivamente è stata ascoltata l'osservazione e l'indicazione della Commissione. Vabbè, quindi chiedo solo se mi potete indicare dove si trova. Potrà essere fornito la documentazione se passa in ufficio. Lo trova sotto gestione associata al obiettivo operativo 6, aspetta un attimo che glielo dico. Me lo segno. Sì. Allora, obiettivo operativo
Allora, obiettivo operativo 6.1.11. Gestione associata dei servizi sociali. Ha trovato? No. Un attimo che La lo cerco. pagina, allora, se mi fai vedere ti dico dov'è la pagina. Pagina 81. La pagina è l'81. Guardi a pagina 81. Sì, sì, ci sono. Va bene, ringrazio, mi avete risposto. Grazie. Basta. Vedo che non ci sono altri interventi, quindi se non ci sono dichiarazioni di voto metto in votazione. Allora, metto in votazione. Sì. Allora, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2017. Favorevoli? Contrari? Nessun contrario, nessun astenuto. Anche qui c'è una sola votazione, non è prevista l'immediata eseguibilità. Quindi variante, punto numero 6 all'ordine del giorno. Sicuri? No, non c'è. Giusto? Sì. Non c'era nella bozza. Non c'era. Vogliamo votare lo stesso? Neanche quello. Esatto. Allora, variante 5917 del PRG relativa ad immobili comunali compresi nel piano alienazioni 17-19 ai sensi dell'articolo 35. Approvazione. La parola al Sindaco Tonon. Grazie Presidente. È un provvedimento che arriva a conclusione, visto che l'adozione è già stata fatta. Comunque c'è anche l'architetto, il dirigente architetto Antoniazzi, casomai per delucidazioni. È la conclusione, dicevo, di un provvedimento che è già passato per quest'Aula con l'adozione. Adesso, non essendo pervenute alcune osservazioni, si approva la modifica dei 3 appartamenti che stanno sopra l'ultimo piano, sopra le poste, per poter essere inseriti così nell'elenco nel piano delle alienazioni degli immobili pubblici. Tutto qui. Ci sono domande, variazioni, commenti? Nessun intervento. Allora metto in votazione la variante 5917 al PRG relativa ad immobili comunali compresi nel piano alienazioni 2017-19 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 11 del 2010. Approvazione. Favorevoli? Contrari? In questo caso anche qui c'è un'unica votazione, non c'è l'immediata eseguibilità. Fatemi controllare, è così. Quindi è approvato anche il punto numero 6, esaurito l'ordine del giorno, il Consiglio Comunale è chiuso e arrivederci, buonasera, arrivederci probabilmente all'inizio del mese di settembre o comunque al mese di settembre. Grazie a tutti e buonasera.